Sì, no, nel senso cominciamo con l'esame del testo, questo volevo dire. Allora, si deve impegnare a dire la verità? Sì, allora, sono il tenente colonnello Ugo Flocker, comando il nucleo investigativo dei Carabinieri di Frascati. Sì. Leggo la formula? Sì, grazie. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Va bene. Ci siamo? Ok, perfetto, prego. Presidente, io come al solito le chiedo l'autorizzazione a rimanere seduto per consultare in maniera più rapida le carte. Buon pomeriggio, colonnello. Buon pomeriggio. Ascolti, come prima domanda volevo chiedere, lei comanda il nucleo investigativo di Frascati da quando? Dal settembre del 2016. Quindi quando già, diciamo, eravate impegnati in questa attività di indagine esatto. che riguarda il clan Casa Monica. Per farle comprendere il perimetro della sua escussione, sia per lei ovviamente, ma soprattutto per le parti, ciò che a noi interessa in questa specifica sede è l'ulteriore attività di indagine che è poi sfociata nella cosiddetta informativa Gramigna bis, o comunque operazione Gramigna bis, che voi compendiate in una annotazione del 14 dicembre del 2018 e successive annotazioni poi integrative. Quindi come prima domanda le volevo chiedere un quadro complessivo di questa indagine, cioè come si innesta questa indagine e da che cosa ha poi origine sostanzialmente e in che maniera viene sviluppata dal suo reparto. Sì, allora, poco prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare, diciamo Gramigna, per intenderci quella del 26 giugno del 2018, che è stata poi eseguita il 17 luglio, avevamo attivato nuove intercettazioni nei confronti di diversi appartenenti appunto a Casa Monica che erano emersi nella prima attività di indagine, e poi successivamente intercettazioni anche a carico di quelle che sono emerse poi come vittime. Questo proprio con l'intento di rafforzare da un lato il quadro, insomma, già emerso nella prima attività, e poi anche per carpire eventuali commenti da parte, insomma, delle vittime. E nella Gramigna bis, oltre a emergere nuove ipotesi di usura, insomma, estorsione, intestazione fittizia da parte di soggetti già emersi nella prima fase di indagine nella Gramigna, sono emersi nuove ipotesi di reato invece da parte di nuovi soggetti che non erano invece emersi nella prima fase. Faccio riferimento ad esempio a Casa Monica Giuseppe detto Mano Monca con la moglie Casa Monica Rosaria, Casa Monica Lauretta, Morelli Concetta e quant'altro, quindi altri Casa Monica non necessariamente attestati a Portafurba, quindi anche un po' più decentrati e quindi spostati, per intenderci, anche nella località romanina. Durante queste attività, che ripeto nella fase iniziale hanno riguardato intercettazioni soprattutto a carico di Casa Monica. Eventualmente diremo schematicamente se è in condizioni diciamo, quali sono i RIT delle intercettazioni che sono confluiti nell'ambito di questo secondo procedimento, di questa informativa. Sì, allora. Però non l'ho interrotta, perdoni. No, allora, quindi diciamo nel corso di questa, allora, per quanto riguarda i RIT, sono fondamentalmente il 2568/18, il 2575/18, il 2589/18, 2593, 2596, il 4155, 4156, 4157, 4158, 4163. Colonnello deve dire di andare un po' più lento. Sì, scusi. Perché noi intanto prendiamo degli appunti, altrimenti non riusciamo a seguire. Allora forse può essere utile per il Tribunale dettagliarli questi RINT con l'utenza, se c'è a disposizione l'intestatario, anche il periodo di intercettazione. Perfetto. Allora, il RIT è il 2568/18, abbinato all'utenza 329
70 40 207, 70 49 207, in uso in uso a Casamonica Luciano, che viene intercettata dal 4 maggio 2018 al 20 luglio 2018. 2575/18, l'utenza è la 320 75 54 895, in uso a Morelli Concetta e Casamonica Rocco, intercettato dal 4 maggio del 2018 al 20 luglio del 2018. C'è il RIT 2578/18, l'utenza è la 324 54 81 563, utenza in uso a Casamonica Salvatore detto Do, intercettata dal 4 luglio al 12 agosto del 2018. 4 luglio sempre 2018, Sì, ma 4 diciamo luglio, questa attività sì. si svolge tutta nel 2018, così chiariamo. Sì, le sono tutte Sì. nel 2018, insomma da maggio e poi fino a ottobre-novembre le Poco prima ultime. Insomma. l'esecuzione di Gramigna ad un periodo Esatto. successivo a seconda delle emergenze investigative. Esatto, perché ci sono altre situazioni che sono emerse addirittura nel secondo momento e quindi delle intercettazioni sono state attivate poi dopo. successivamente. Proseguendo, il 2589/18, l'utenza è la 392 73 29 501, in uso a Zaccaro Vito Nicola, intercettata dal 4/5 del 2018 al 20 luglio del 2018. Sì, no, non possono stare accesi più di 4 microfoni contemporaneamente, quindi se non si sta facendo una conversazione telefonica è meglio chiuderli perché sennò si staccano automaticamente gli altri. Presidente, per quanto riguarda Mi scusi signor Presidente, Sì, prego. da Re Bibbia vorrei fare l'intervento. Chi è? Prego, mi dica. Le volevo comunicare che è entrato in saletta l'avvocato Amendolia, grazie in sostituzione dell'avvocato Luca Cianferoni per Casamonica Salvatore. Va bene, perfetto, grazie. Prego, Signor avvocato. Presidente della Cosenza, Sì, le comunico che Casamonica Pasquale ha fatto rientro in saletta. va bene, grazie. Presidente, per quanto riguarda l'utenza relativa a Zaccaro Vito Nicola del 2018, la scorsa volta infatti avevo chiesto al pubblico ministero perché avevo sollevato una problematica riguardo alle indagini svolte nel 2018 e lui ha risposto che non sarebbe stato contestato nulla successivamente alla richiesta di misura del 2017. Le intercettazioni fanno parte comunque delle indagini che sono state effettuate successivamente. Sì, ma io sto facendo un quadro complessivo delle attività di indagini che sono confluite nell'ambito di Gramigna bis, poi è ovvio che tutto ciò che viene utilizzato nell'ambito delle singole contestazioni è quello che tutto sappiamo, quindi è un panoramico, un inquadramento generale delle attività che sono confluite e che poi ovviamente hanno avuto uno sviluppo processuale che tutti Va conosciamo. bene, però Quindi, siccome ha iniziato a parlarne io ho rilevato questo. Grazie. prego. Andiamo avanti. Allora, proseguo, quindi il RIT 2593/18, l'utenza è la 366 22 47 237, in uso a Casamonica Consiglio detto Simone, intercettata dal 4 maggio del 2018 al 20 luglio del 2018. Solo una precisazione, quando Sì. mi dice in uso è perché non è anche intestata? Se fosse intestata ce lo direbbe? No, poi dopo lo dico Diciamo, nello Questa splendido. in generale, poi entreremo nel Vabbè. dettaglio Perfetto. man mano che procediamo nell'esposizione. Sì. Allora, proseguendo, il RIT 2596/18, l'utenza è la 334 11 77 101, in uso a Casamonica Celeste detta Paparella, intercettata dal 4 maggio del 2018 al 12 giugno del 2018. RIT 4155/18, utenza telefonica 389 01 31 784, in uso a Barcaccia Christian, dal 13 luglio 2018 al 13 agosto 2018. RIT 4156/18, l'utenza è la 392 14
15203, in uso sempre a Barcaccia Christian, intercettata dal 13 luglio 2018 al 13 agosto 2018. RIT 4157/18, utenza 380 18 72 438, in uso all'Anzi Marco, intercettato dal 13 luglio 2018 al 13 agosto 2018. RIT 4158/18, utenza 391 31 18 259, in uso a Fusco Fabio, intercettato dal 13 luglio 2018 al 7 agosto 2018. RIT 4163/18, utenza 348 87 53 494, in uso a Di Marzio Claudio, intercettato dal 16 luglio 2018 al 24 agosto 2018. 4164/18, utenza 388 92 83 029, in uso a Casa Monica Rocco, intercettata dal 13 luglio 2018 al 20 luglio 2018. RIT 4365/18, colloqui in carcere di Di Marzio Giuseppino, intercettata dal 28 luglio 2018 all'8 agosto 2018. RIT 5658/18, utenza telefonica 328 06 41 248, in uso a Proiette Emanuele e a Noto Francesca, intercettata dal 15 ottobre 2018 al 23 novembre 2018. RIT 5659/18, utenza telefonica 331 83 45 083, in uso a Liguori Roberta, compagna Bellardini Alessandro, intercettato dal 15 ottobre 2018 al 23 novembre 2018. RIT 5662/18, utenza 379 14 68 184, in uso a Bellardini Sabrina, intercettata dal 17 ottobre 2018 al 25 novembre 2018. RIT 5663/18, utenza telefonica 379 144 82 12, in uso a Bellardini Alberta, intercettata dal 17 ottobre 2018 al 25 novembre 2018. Colloquio in carcere RIT 5777/18, colloquio in carcere di Bellardini Alessandro, intercettata dal 19 ottobre 2018 al 20 novembre 2018. Oh, ok, d'accordo, quindi diciamo attività di intercettazione sulla base di quello che ci ha detto. E ultima domanda, diciamo da un punto di vista generale, oltre all'attività tecnica poi la vostra attività di indagine in che tipologia di atti si è esplicata? Vabbè, ovviamente sono stati effettuati diversi servizi di OCP, è stata acquisita documentazione di interesse e infine sono stati escussi diversi soggetti ritenuti vittime nell'ambito da quello che è emerso dalle intercettazioni. E fondamentalmente le 9 persone che sono emerse, 9 vittime emerse in questa seconda fase sono Barcaccia Christian, che è uno dei soci dell'azienda di lampadari e complementi d'arredo World Luce, Lanzi Marco, che è un autista di professione, col vizio del gioco, Fusco Fabio, un meccanico, De Biase Ettore, un manovale, e Nardoni Federica, una ragazza con problemi di tossicodipendenza in passato. Allora, venendo proprio un po' nel dettaglio, uno dei soggetti che lei ha menzionato è Barcaccia Christian. Domanda preliminare: le risultavano, nel momento in cui ovviamente vi iniziate ad interessare sulla base delle evidenze investigative,
di Barcaccia Christian. Vi risultavano già pregressi giudiziari circa il Barcaccia, se era già stato coinvolto in altre vicende? Sì, Barcaccia Christian già in passato ha avuto problemi, insomma, con alcuni appartenenti alla famiglia Casamonica. Problemi che soggetti quindi... diversi, era sempre stato vittima di estorsione, insomma, da parte di alcuni Casamonica. Parliamo di persone diverse rispetto a quelle. Rispetto a quello. Sì, Comunque rispetto a aveva quelle avuto, diciamo, era già stato vittima di episodi se ho capito bene, estorsione da parte di altri soggetti. Sì, c'è stata anche un'operazione, insomma, è stata emessa anche un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di alcuni soggetti. Di quelli che lo vessavano? Esatto. Dicevo, Barcaccia Christian, Sì. Voi come arrivate, diciamo, ad attenzionare Barcaccia e poi a escuterlo, a sommare informazioni, cioè quali sono gli elementi investigativi che vi portano a Barcaccia e poi ad escutere e ad avvertire la necessità di escutere Barcaccia? Perché dall'esito di diverse intercettazioni, soprattutto sostenute con Casamonica Luciano, con la coppia Casamonica Giuseppe e Casamonica Rosaria, era emerso appunto che Barcaccia Christian era in una posizione, diciamo, debitoria, comunque vessatoria, insomma, verso alcuni appartenenti ai Casamonica. E fra l'altro da un'intercettazione in particolare faccio riferimento al progressivo 2527. Il RIT è il 4156/18. La telefonata è delle 15:28 del 16 luglio del 2018 ed è una conversazione che Barcaccia Christian sostiene con Casamonica Rosaria. Casamonica Rosaria, con l'utenza 392 52 15 473 intestata in uso a lei, chiama Barcaccia Christian. Nel corso di questa conversazione si percepisce che Barcaccia, insomma, Casamonica Rosaria chiede, insomma, degli arredi con una certa insistenza e emerge che Barcaccia Christian è solito appuntare la merce che viene comunque prelevata dal negozio. Motivo per cui quando decidiamo di sentire Barcaccia Christian, che già era sotto intercettazione dal 13 luglio. Ecco, era sotto intercettazioni perché? Per quale motivo, se lo ricorda? Perché da alcune intercettazioni erano emersi proprio contatti con Casamonica Luciano, con Casamonica Rosaria, dai quali si percepiva appunto che lui dava continuamente arredi senza ricevere... E quindi questo vi induce a metterlo... Ci fa comprendere che lui in quel momento è vittima e quindi decidiamo di richiedere e otteniamo le intercettazioni dell'utenza di Barcaccia Christian. Quelle che ci ha detto prima. Esatto. E in questa conversazione che ho appena citato si capisce appunto che Barcaccia è solito appuntare i materiali che vengono prelevati. Motivo per cui quando decidiamo di sentirlo, l'invito viene fatto l'8 agosto e Barcaccia Christian viene sentito dal 9 agosto in poi, chiediamo e otteniamo dalla Procura un decreto di perquisizione, proprio al fine di trovare questa documentazione che potesse comprovare eventuali ritiri di materiali, di complementi d'arredo. E così il 9 agosto, quando sentiamo Barcaccia Christian, in realtà lui già spontaneamente consegna, insomma, tutta la contabilità. Ecco, questo io ci sarei arrivato di qui un attimo, vorrei che lo chiarisse. Questa documentazione, ha detto, ci viene consegnata spontaneamente, io vi produco, non mi ricordo se è agli atti, perché è stato oggetto tra l'altro anche di una questione quando è stato scusso il Barcaccia sul controesame delle difese. Io ho qui il verbale di sequestro colonnello, sì, eseguito appunto della documentazione eseguito a carico di Barcaccia Christian, decreto di verbale di perquisizione, verbale di sequestro del 9 agosto del 2018,
redatto alle ore 20:45, tra l'altro lei è uno dei soggetti che figurano nel corso dell'operazione. Se può chiarire, questo glielo produco, Presidente, se può chiarire proprio le modalità, diciamo, della perquisizione, e quindi in che maniera poi voi ricevete le carte e dove le vengono reperite queste carte del signor Barcaccia. Allora, mettiamo a verbale che chiaramente il testo è autorizzato alla consultazione dei propri atti. Sì, grazie, allo sposato di... Sì, praticamente viene, quando iniziamo a sentire Barcaccia, perché lo convochiamo prima in caserma, perché è invitato il giorno prima, gli mostriamo appunto il decreto di perquisizione e lui ci consegna tutta la documentazione, la contabilità che aveva nella sua, diciamo, disponibilità, dove aveva appunto documentato tutto il materiale che alcuni Casamonica avevano prelevato nel tempo. Questa contabilità l'abbiamo utilizzata in maniera precisa e analitica e l'abbiamo divisa fondamentalmente in 3 plichi, cercando di affrontare con Barcaccia, siccome dall'escursione era emerso che non si trattava di una situazione, ma erano più situazioni diverse, separate l'una dall'altra, e quindi per dare anche modo a Barcaccia di essere preciso durante la sua verbalizzazione e per evitare che dicesse cose magari non corrette, quindi consultando la contabilità e gli appunti che aveva, appunto poi rilasciato le sue dichiarazioni. E fondamentalmente ci sono 3 plichi. Il primo che riguardava, diciamo, la vicenda con Casamonica Salvatore detto Do, il plico secondo che riguardava invece la situazione con Casamonica Rosaria e il marito Casamonica Giuseppe, e infine il plico 3 che invece riguardava la sua posizione nei confronti di Casamonica Luciano e la sorella Casamonica Lauretta. Quindi in questo modo noi poi insomma, procediamo a fare la verbalizzazione che di fatto è stata suddivisa in 3 giorni. Quindi abbiamo fatto il 9, il 10 e poi il 12 di agosto. Quindi insomma. voi scutete il Barcaccia il 9, il 10 e il 12 agosto del 2018. Esattamente. Se non ho compreso male, questa documentazione vi viene poi consegnata spontaneamente dallo stesso Sì. Barcaccia. Lui la reperisce dove? Se lo ricorda, comunque in ogni caso è indicato nel verbale di sequestro, però interessava chiarire questo aspetto, visto che è stato anche oggetto di domanda specifica al signor Barcaccia in sede di sua escussione innanzi a questo Tribunale. Il verbale di sequestro che... Non trovo il verbale di sequestro che... Comunque in ogni caso andiamo oltre, che il dato che mi interessa è questo, cioè voi non avete dovuto ricercare la documentazione, come dicevo, avete smontato... No, come ho detto prima, ha consegnato tutto lui spontaneamente, era nell'attività, insomma, ce l'aveva lì nella sua attività al negozio, sì. Un passo indietro, lei ha già chiarito come si arriva, diciamo, all'espulsione del Barcaccia. Le voglio chiedere però se, oltre a quello che ci ha già indicato, voi monitorate degli elementi di particolare interesse investigativo subito dopo gli arresti dell'operazione Gramigna, diciamo, che quindi ulteriormente vi convincono della necessità di un'escursione del Barcaccia, e se sì, quali sono questi elementi investigativi? Allora, guardi, ci sono due intercettazioni in particolare.
La prima è quella del 17 luglio, il progressivo è il 36-33, il RIT è 4156/18, che è appunto quello riconducibile a Barcaccia Cristian. Ecco, chiariamo questo. Il Presidente le ha fatto una domanda appuntando giustamente l'attenzione sul fatto che le ha indicato utenze in uso. In questo caso, che questa utenza associata a questo RIT fosse in uso al Barcaccia, questo lo avete ricavato da quali elementi? Beh, intanto l'utenza è stata fornita anche da Barcaccia Cristian. Poi è intestata a Barabulea Fenia, e anche dal contenuto delle intercettazioni era assolutamente chiaro che fosse in uso a Cristian. Sì, a Barcaccia Cristian. Quindi stava dicendo questo RIT progressivo è il 36-33 delle 14:41 del 17 luglio del 2018. Chi conversa è, diciamo, da un punto di vista generale, cosa emerge dal contenuto di questa intercettazione? Abbiamo le trascrizioni in attimo, questo giusto per far capire un po' il percorso investigativo che poi vi induce all'escursione del Barcaccia. Allora, fondamentalmente il fratello Barcaccia Simone chiama appunto Cristian, e siccome il 17 luglio, la mattina presto, è proprio il giorno in cui abbiamo seguito l'operazione Gramigna, quindi ci sono stati arresti, diciamo, della prima tranche in indagine, i due Barcaccia fondamentalmente commentano appunto gli arresti di Casamonica, e lo fanno anche con un certo sollievo, e fanno qualche commento, primo fra tutti il fatto che comunque, insomma, hanno tanti beni, ma fondamentalmente, insomma, non hanno redditi. E poi c'è un passaggio significativo in cui Barcaccia Simone appunto dice a Cristian: a te t'hanno rotto il culo, frate. Quindi a conferma che Barcaccia Cristian era in una situazione, insomma, di vessazione nei confronti di Casamonica. Sì, ma è chiaro, si sta parlando di però siccome commentavano insomma l'arresto di Casamonica, quindi era, diciamo, ragionevolmente. Comunque l'espressione a te t'hanno rotto il culo, frate, è quella che esatto. Una di quelle che a voi ha acceso l'attenzione. Poi sul significato ci eserciteremo tutti sotto Natale. Dare atto a verbale, quindi, che il pubblico ministero produce per l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento il verbale di sequestro eseguito nei confronti di Barcaccia Cristian in data 9 agosto 2018. Grazie Presidente. Che quindi, non osservando le altre parti, viene acquisito al fascicolo per il dibattimento. Lei ha parlato di più conversazioni, diciamo, che avvengono successivamente all'esecuzione di Gramigna. La prima è quella di cui abbiamo appena detto, ce ne sono altre? Sì, ce n'è un'altra del giorno successivo, del 18 luglio, il progressivo è il 5082, il RIT è sempre il 4156/18, la conversazione è delle 20:50 e del 18 luglio 2018, e in questo caso è un altro conoscente di Barcaccia che lo chiama. Che si chiama? Galli Gianflavio. E anche in questo caso commentano, insomma, gli arresti di Casamonica, e Barcaccia Cristian, insomma, spiega, cosa che poi dopo farà in maniera più dettagliata quando verrà sentito anche in altre conversazioni, un po' quello che il loro modus operandi, no? Quindi
in quel caso fa sicuramente riferimento alla sua attività, dice no, per paura entrano per un lumetto e gli devi rifare casa. Ok. Quindi diciamo quello che vi emergeva più anche il contenuto specifico di queste conversazioni vi porta all'esclusione del Barcaccia che come abbiamo detto avviene in 3 giornate, il 9, 10 e 12 agosto del 2018. Ora ovviamente non le chiederei mai il contenuto delle dichiarazioni del Barcaccia, le chiedo se poi è stata fatta attività di polizia giudiziaria a riscontro, accertamento di quello che vi diceva il Barcaccia. Innanzitutto, e in questa ottica le chiedo se vi siete mai occupati o avete fatto accertamenti su un'abitazione insistente in Frascati in via della Selvotta. Sì, l'abitazione di via della Selvotta è quella appunto che era occupata all'epoca da Casamonica Salvatore de Todò, unitamente alla moglie Casamonica Giacomina e i 4 figli minori, ed era un'abitazione che era già stata oggetto di sequestro e anche di confisca definitiva. L'abitazione è a Frascati in via della Selvotta numero 1 e risultava sottoposta a confisca con decreto 7/12 della Corte d'Appello, sezione quarta penale di Roma, del 9 maggio 2014, divenuto definitivo il 1 luglio del 2014. Quindi in realtà il bene era già dell'Agenzia dei beni confiscati, però non era mai stato liberato, cosa che in realtà è stata fatta in epoca più recente, quindi non dopo l'arresto di Casamonica Salvatore, ma dopo l'esecuzione di Gramigna bis, dopo che è stata arrestata la moglie Casamonica Giacomina, in realtà era agli arresti domiciliari, quindi solo quando poi è andata in carcere, lì in quella circostanza si è potuto operare, diciamo, l'agenzia praticamente ha fatto l'immissione in possesso del bene. Quindi se capisco realmente bene, da una confisca definitiva del 1 luglio 2014 viene eseguita solo dopo Gramigna bis? Esattamente, le misure sono state eseguite nell'aprile-maggio del 2019 e l'aggravamento della misura per Casamonica Giacomina è successivo, quindi diciamo nell'estate, dopo l'estate del 2019 il bene è stato materialmente appreso dallo Stato, quindi l'Agenzia dei beni confiscati. Fra l'altro su questo appartamento, su questa abitazione, su questa villa di via della Selvotta numero 1 c'era anche già un riscontro indiretto in relazione a Barcaccia Christian, perché il 6 ottobre del 2016 la stazione Carabinieri di Frascati, parlo dell'allegato 5 alla nota quella appunto del 14 dicembre, diciamo la prima, no? Quella la prima, esatto, i primi accertamenti. Esatto, quella principale. Ecco, in quella circostanza, durante un controllo agli arresti domiciliari, perché in quel momento storico Casamonica Salvatore Todò era sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione di via Selvotta numero 1, in quella circostanza, durante il controllo, fu trovato proprio all'interno dell'abitazione Barcaccia Christian. Controllo detto fatto quindi dalla stazione? Dalla stazione di Frascati, guardi, c'è l'ordine di servizio con l'allegato A redatto dai militari. Viene trovato quindi in questa all'interno dell'abitazione in compagnia con Casamonica Salvatore. Ok, quindi questo è il riscontro del fatto che i rapporti ci fossero, se ho capito bene. Esattamente. Senta, un'altra cosa le volevo chiedere. Noi abbiamo mostrato al Barcaccia, quando è stato qui escusso, delle foto che ritraevano gli interni di questa abitazione. Queste fotografie che origini hanno? Allora, all'atto dell'esecuzione delle misure, il 17 luglio del 2018, presso i vari obiettivi, durante quindi l'esecuzione delle misure e le perquisizioni, abbiamo provveduto a fare dei fascicoli fotografici, diciamo delle foto, anche per documentare quella che era lo stato dei luoghi e anche la presenza di beni e mobili di un certo
valore. Questo un po' presso tutti gli obiettivi. E la stessa cosa è stata fatta anche presso l'abitazione di Casa Monica Salvatore di Todò. Quando abbiamo escusso Barcaccia Christian, gli abbiamo appunto sottoposto in visione questo fascicolo fotografico che abbiamo predisposto proprio sulla base delle fotografie che avevamo fatto il 17 luglio, esattamente. All'esecuzione, dell'esecuzione. E fra l'altro nella stessa circostanza, sempre durante l'escussione, Barcaccia Christian depositò, ci ha consegnato praticamente altre fotografie che erano in suo possesso e che aveva scattato durante l'installazione, diciamo, di parte del mobilio. Quindi tutto è allegato ovviamente al suo verbale di SIT. Sempre nell'ottica dei riscontri delle dichiarazioni rese dal Barcaccia sui suoi rapporti con Salvatore Casamonica, sì. Le volevo chiedere se voi avete fatto accertamenti sullo svolgimento di attività lavorativa da parte di Casamonica Salvatore, e se sì in che maniera, e se ci dice proprio da un punto di vista generale che tipo di accertamenti avete fatto in relazione a questa specifica circostanza, perché è un qualcosa che poi ci tornerà utile nel corso della successiva esposizione, ogni volta tratteremo questo tema. Allora, noi per Casamonica Salvatore, ma così come tutte le persone che poi sono emerse nell'ambito del procedimento penale, tutti gli indagati, abbiamo fatto diciamo, gli accertamenti di natura patrimoniale. Abbiamo fatto le informazioni reddituali, quindi praticamente abbiamo verificato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 10 anni da parte di tutti quanti. Abbiamo fatto le informazioni alla Camera di Commercio, quindi per vedere se erano inseriti o avevano comunque società nella loro disponibilità. Informazioni al Catasto, appunto per vedere se avevano beni immobili di proprietà. Abbiamo fatto gli accertamenti alla motorizzazione civile al PRA per vedere i mezzi a loro intestati comunque che avevano nella disponibilità, e poi per qualcuno è stata fatta anche l'analisi di quelli che erano i rapporti finanziari, insomma, quindi i conti correnti che avevano sempre ovviamente intestati a loro stessi, ovviamente, a loro stessi e ai loro familiari. Certo, esatto. Ok, quindi questo da un punto di vista generale, diciamo, come si sono compendiati gli accertamenti di natura patrimoniale sui soggetti che poi andremo via via a dettagliare. Per quello che riguarda specificamente Casamonica Salvatore, innanzitutto qual è il suo nucleo familiare, come è composto e che tipo di accertamenti avete fatto e qual è il risultato? Allora, per quanto riguarda Casamonica Salvatore abbiamo fatto tutti gli accertamenti appunto che ho detto, il risultato che non aveva... Anche quelli finanziari? Sì, allora, guardi, prendo... Avevamo già fatto un'acquisizione degli accertamenti reddituali, non so se ricomprendevano, adesso non ce li ho sotto mano, non so se ricomprendevano anche queste figure. Questi di Salvatore sicuramente, perché Salvatore riguarda l'altra quindi la prima parte anche prima tranche. Sì, quindi sono esattamente gli stessi, giusto? No, perché su quelli diciamo c'era stato già il consenso la volta scorsa delle parti di acquisire gli basta, accertamenti reddituali, perché andiamo. insomma venivano... Va bene. Sono gli stessi, quindi mi scusi. In questo caso qui sì, per Salvatore sì. Perfetto. Sempre nell'ottica dei riscontri. Sì, scusi un attimo, la collega mi sta dicendo che non sono stati acquisiti, ma noi abbiamo acquisito gli accertamenti. Sì, però dice che per questa posizione di Casamonica Salvatore sarebbero gli stessi della prima parte dell'indagine. Adesso comunque magari controllo... io direi che repetita Juvent, diciamo, sì, quindi un dato. Per evitare di appesantire, esatto. Volevo solo vedere, siccome mi ricordavo che c'era stata la produzione, chissà, a memoria adesso non ricordo esattamente l'udienza. Scusi, a me però... l'unica domanda specifica che interessa è questa. Le risulta che Casamonica Salvatore abbia svolto attività lavorativa nell'ultimo decennio? No. Ok, questo era quello che a me interessava. Nell'ultimo decennio rispetto al 2018? Sì, certo, ovviamente. Di questo stiamo parlando. Senta, sempre dalle dichiarazioni, in verità non solo quelle di Barcaccia, dico, ma comunque anche dalle dichiarazioni di Barcaccia si evince
e quindi sempre anche per quel che riguarda i rapporti, dato senso che il Barcaccia aveva intrattenuto con Casamonica Salvatore, un immobile sito in Anzio. Le volevo chiedere se lo avete individuato e da quali elementi siete partiti per poter individuare poi l'immobile. Allora, a parte le indicazioni fornite da Barcaccia, perché ha effettuato anche dei lavori, insomma, lì presso quell'abitazione di Anzio, in realtà già prima dell'escussione di Barcaccia, dalle intercettazioni telefoniche era emerso che Casamonica Salvatore avesse nella disponibilità un immobile ad Anzio. In particolare faccio riferimento al progressivo 1087, il RIT è il 2578/18, che riguarda l'utenza intestata e in uso a Casamonica Salvatore, detto Do. Questa conversazione è della? Questa conversazione è delle 8:15 del 7 luglio. 7 luglio 2018, sempre ovviamente. Sì, del 2018. Questo, l'utilizzatore dell'altra scheda è un tale, è stato poi identificato successivamente, è un tale Petrini Simone. Utilizzatore dell'utenza? 339 27 58701, intestata a Simonetti Silvana. L'uso è sicuramente di Petrini Simone, perché è l'utenza che ha fornito quando poi è stato escusso a sommare informazioni, quindi non ci sono dubbi sul fatto che l'utenza sia in uso a lui. E in questa conversazione si parla appunto di alcune chiavi che sono custodite in un punto preciso, cioè Salvatore dà indicazioni a questo Simone Petrini su dove rinvenire le chiavi, evidentemente per aprire l'immobile. Quindi già questo era un primo riscontro alle dichiarazioni di Barcaccia. Fra l'altro il 13 agosto, quindi sulla base di tutte le informazioni raccolte, è stato fatto un sopralluogo lì sul posto e l'immobile è stato effettivamente individuato ad Anzio, in via Capri numero 26, interno 6. Ci può dare contezza di questo sopralluogo? Allora sì, è l'allegato 6 alla sempre l'informativa quella principale, per intenderci. È una notazione di PG datata 13 agosto, sottoscritta dall'appuntato scelto Silviotti Damiano e della cabina scelto Picciocchi Stefano. Hanno fatto una dotazione di PG nella quale appunto documentano anche le condizioni dell'immobile e danno atto di aver trovato praticamente le chiavi proprio nei punti in cui era stato indicato. Dove l'hanno trovata? Erano all'esterno dell'abitazione. Erano sotto una tegola, alla sinistra del cancello d'ingresso dell'abitazione. La chiave apriva effettivamente il lucchetto, perché c'era una catena e c'era appunto questo lucchetto, la chiave apriva il lucchetto. L'immobile era un immobile ancora in fase di ristrutturazione ed era una villetta su due livelli. Una volta individuato questo immobile avete fatto accertamenti al catasto per capire, sì, ulteriori accertamenti al catasto o ulteriori accertamenti per capire come fosse? Allora, l'abitazione risultava appunto proprietà di un tale Proietto Emanuele. E, facendo anche gli accertamenti ai gestori di energia elettrica, è stato anche accertato, e faccio riferimento all'allegato 7, sempre della nota del 14 quella principale del 14 dicembre. Che sarà oggetto di produzione, quindi appena lei ha finito di parlare.
proprio come era stato riferito, il contratto di energia elettrica era intestato appunto al proprietario, diciamo, dell'abitazione, e dopo, facendo anche altri accertamenti in banca dati, abbiamo riscontrato che aveva questo progetto Emanuele una patente, diciamo, speciale, quindi era compatibile col fatto che avesse una mano, insomma, amputata. Quindi aveva perché si parlava di una persona, il proprietario era una persona con appunto problemi ad una mano. Quindi aveva quelle che sono le patenti con abilitazione speciale, Esatto, queste qua, esatto, se non esatto. ricordo. Quindi avete accertato che l'immobile era di proprietà di questo soggetto, che c'era un'utenza per la fornitura di energia elettrica intestata a suo nome e che questo soggetto aveva una patente con abilitazione speciale, questo progetto Emanuele. Esatto. E poi c'era anche un altro riscontro, perché dall'accertamento in banca dati era emerso che il progetto Emanuele aveva avuto un controllo del territorio insieme a Casamonica Salvatore del Todò il 3 novembre del 2012, quindi in epoca già antecedente all'acquisto, diciamo, poi dell'immobile. Ok, Presidente, io le produco al Tribunale l'allegato 7 a cui ha fatto cenno dell'informativa del 2018 a cui ha fatto cenno il Colonnello. Si tratta dell'accertamento e distribuzione sulla intestazione della utenza di fornitura di energia elettrica per l'immobile di Anzio a nome di Progetto Emanuele. Va bene, facciamo vedere alle parti se ne hanno interesse. Allora, intanto che la difesa visiona questo documento, approfitto solo per una precisazione, se no poi andiamo oltre. Volevo capire, questo accertamento, questa individuazione dell'immobile è avvenuta con l'ausilio del Barcaccia? Aveva fornito delle indicazioni. Quindi non è venuto con voi fisicamente sul posto? No, aveva fornito delle indicazioni e quindi sulla base delle indicazioni fornite siamo riusciti più o meno a individuare dove potesse trovarsi l'immobile. Va bene, se non mi dite nulla io ritengo che non ci siano osservazioni delle parti per le produzioni documentali, come ho fatto già da molte udienze, quindi si tratta dell'esito sull'intestazione quindi del contratto di fornitura di energia elettrica, sì, una nota della società di somministrazione del 14 settembre 2018, quindi nulla opponendo le parti, viene acquisita al fascicolo dibattimentale. Prego. Sì. Prego. No, sto dicendo, quindi ad ulteriore poi riscontro della riconducibilità, diciamo, dell'abitazione è stato escusso proprio quel Simone Petrini di cui abbiamo parlato prima, della telefonata esattamente, precedente. Perché dalla telefonata si percepiva che questo Petrini era un operaio, insomma, che stava eseguendo dei lavori, il che era compatibile con la condizione dell'immobile perché era in ristrutturazione. Oltre a Petrini, sempre su questo immobile avete escusso altri soggetti, ovviamente non voglio sapere le dichiarazioni, ma voglio sapere solo come è arrivata l'escussione di questi soggetti, cioè come e perché è arrivata l'escussione, chi sono e come e perché è arrivata la loro escussione. Allora, abbiamo sentito anche un altro operaio che è stato impiegato appunto per fare i lavori presso l'abitazione, che è stato identificato in un secondo momento in tale Fadda Franco, che aveva avuto anche lui, alla pari di Petrini, dei contatti telefonici proprio con Casamonica Salvatore detto Do. Contatti telefonici che sono stati individuati in che maniera? Allora, faccio riferimento al progressivo 655, il RIT il 2578/18, quindi sempre l'utenza in uso appunto a Casamonica Salvatore, è una telefonata delle 9.54 del 6 luglio 2018. 2018, sì, chiedo scusa, del 2018. Questa utenza è intestata... Ce ne sono altre di telefonate tra i due? Sì, c'è un'altra del 9 luglio ed è il progressivo 2310, il RIT è sempre il 2578/18, e la conversazione telefonica è delle 15.38 del 9 luglio del 2018. Entrambe queste conversazioni avvengono appunto con questo Fadda Franco. In realtà l'utenza è la 342 3503 764, che è intestato di Giacomo Catiuscia.
Tuttavia, anche qui non ci sono dubbi, perché quando Fadda Franco è stato escusso a sommare informazioni, ha fornito come sua proprio l'utenza telefonica, questa qui che ho appena citato, insomma, il 764 finale, che ha avuto contatti con Casamonica Salvatore. E di Giacomo Catiuscia chi è? Se ricordo bene dovrebbe essere la moglie, se ricordo bene, però. No, la Moglie. Sì, se ricordo bene, Okay. Però su questo non Comunque, non poi sono è lo certo. stesso Fadda che vi dà L'ha fornita lui, quell'utenza nel quindi, momento in cui... quindi non ci sono dubbi sul fatto che fosse la sua. E fra l'altro a entrambi sono stati posti in visione anche delle fotografie. È stato predisposto un fascicolo fotografico che poi è stato posto in visione. E oltre al Fadda avete escusso, sempre nell'ambito di questa vicenda dell'immobile, avete escusso altri soggetti? E se sì, anche qua come siete arrivati a questi soggetti e perché? Allora, abbiamo escusso tale Quattrocchi Emanuele, che in realtà si è presentato spontaneamente presso i nostri uffici il 27 settembre del 2018, perché teneva a precisare che i due operai sentiti, quindi sia Petrini che Fadda, erano suoi conoscenti e aveva, insomma... Ok, a parte Sì. le dichiarazioni, Sì, quindi si presenta spontaneamente nell'ambito di Esatto. questa vicenda, dopo che voi avete escusso Fadda e Petrini si presenta Esatto. questo Quattrocchi. Perfetto. Quello che le voglio chiedere soltanto è se avete fatto accertamenti su eventuali rapporti tra questo signore, Quattrocchi Emanuele, e Salvatore Casamonica. Allora, senza entrare nel merito delle Interessa solo dichiarazioni, l'accertamento, allora, esatto. è stato fatto un accertamento, perché si era parlato appunto di aprire una nuova società per investire una somma di denaro insieme, perché Quattrocchi Emanuele aveva una panetteria all'Ariano e quindi era intenzionato ad aprire un altro punto vendita, e quindi a riscontro delle sue dichiarazioni effettivamente risultava avviata una cooperativa, il Paradiso del Golosone, società cooperativa sociale, ed è l'allegato 11, sempre parlo della nota principale, quella del 14 dicembre. E avete acquisito che cosa? Abbiamo acquisito proprio l'atto costitutivo di questa cooperativa, che in realtà poi non ha mai operato, quindi è stata aperta ma di fatto poi non ha mai operato. Come ha detto che si chiama questa cooperativa? Il Paradiso del Golosone. Mi interessa solo il dato, se positivo o negativo, poi il senso ovviamente si chiarirà sulla base di altra attività. Dall'analisi dell'atto costitutivo della cooperativa emerge il nominativo di Casamonica Salvatore? Assolutamente no. Ok. Presidente, le produco l'allegato 11, cui ha fatto appena riferimento il colonnello, che è appunto l'atto costitutivo di questa cooperativa, cui ha fatto cenno il Paradiso del Golosone, cui ha fatto cenno il colonnello appena adesso. Veniamo più nel dettaglio a Progetto Emanuele, e le volevo chiedere innanzitutto se le risulta che il progetto abbia mai avuto un abbonamento ad una pay per view. Allora, Progetto Emanuele risultava aver fatto un contratto con un abbonamento Sky. Questo in realtà ci emerge un accertamento che abbiamo fatto appositamente, perché dalle intercettazioni telefoniche, sempre quelle appunto riconducibili a Casamonica Salvatore, il 9 luglio
faccio riferimento al progressivo 2243, il RIT è sempre il 2578/18, ed è una telefonata delle 12:54 del 9 luglio 2018, dove un dipendente della società di recupero crediti Serfin, con l'utenza 06 66 05 51 59, contatta l'utenza di Casamonica Salvatore, rappresentando che vantavano un credito perché non erano state pagate. Insomma. Ma chi cercava questo operatore Sky? Questo operatore cercava Proietto Emanuele e in realtà risponde Casamonica Salvatore, che però si spaccia per Proietto Emanuele. Quindi nella circostanza, durante la conversazione, Casamonica Salvatore / Proietto Emanuele per la Serfin chiede tempo, quindi di essere contattato in un secondo momento. È l'unica telefonata che ha oggetto questa questione del contratto Sky? No, c'è un'altra conversazione, fra l'altro registrata proprio il 17 luglio, il giorno dell'esecuzione delle misure cautelari di Gramigna. Quindi la Serfin, questa volta utilizzando un'utenza cellulare, la 320 46 71 012, si presenta sempre questo signor Gallo, quindi che già aveva chiamato precedentemente da un'utenza fissa, contatta appunto l'utenza di Casamonica Salvatore, che nel frattempo però era stato arrestato, e quindi al telefono risponde la moglie Casamonica Giacomina, detta Stella. Anche in questo caso cercano il signor Proietto Emanuele e Casamonica Giacomina dice appunto di essere un'amica di Proietto, che in quel momento non era presente in casa e che aveva dimenticato il telefono. Comunque dimostrando quindi di essere a conoscenza di questa questione di Sky. Assolutamente sì. Il progressivo è il 7222, il RIT è il 2578/18, la telefonata è delle 17:35 del 17 luglio del 2018. Emersa questa questione, dalle intercettazioni, avete approfondito ulteriormente la questione, la vicenda? Abbiamo acquisito il contratto Sky, appunto, che aveva fatto il Proietto Emanuele, ed è l'allegato 13, sempre alla nota del 14 dicembre. E sinteticamente che cosa vi è risultato? Adesso sarà oggetto di produzione, però questo anche per dare una traccia al Tribunale. Allora, abbiamo chiesto appunto alla Sky e ci hanno comunicato che il contratto appunto a nome di Proietto Emanuele, ci hanno dato anche l'abbonamento il 14 72 99 85 che era stato stipulato il 19 giugno del 2013, era cessato per morosità in data 30 giugno del 2018. Che recapito era stato fornito? Si evince già dal contratto, però. Sì, 324 54 81 563. Ed è l'utenza di? Questa utenza a chi poi vi è risultata in uso? Dovrebbe essere una delle utenze Casamonica Salvatore. È una di quelle che abbiamo citato all'inizio, una di quelle che abbiamo citato prima, come oggetto di intercettazione. Le produco, Presidente, il contratto di abbonamento Sky cui ha appena fatto riferimento il colonnello. Bene, verbalizziamo anche la produzione che è stata fatta dell'atto di costituzione della società cooperativa La Compagnia del Golosone, il Paradiso del Golosone, la produzione da parte del Pubblico Ministero dell'atto costitutivo della compagnia, il Paradiso della cooperativa Il Paradiso del Golosone. Ok, no, nel senso diamo atto che quindi non osservando le parti viene acquisito il fascicolo. Adesso invece questo ancora non ce l'ho in mano, comunque dovrebbe essere il contratto di abbonamento a Sky. Esattamente. Quindi il contratto di abbonamento a Sky. Con annessa la risposta di Sky dove appunto. Proietto Emanuele. Sì, sì. E il primo foglio ovviamente è la richiesta, la lettera di trasmissione per così dire di Sky. Sì, del documento, sì. Va bene, quindi nulla osservando le parti viene acquisito il fascicolo. Prego.
Ci vuole l'integratore. Allora, oltre a questa questione del contratto Sky, nell'ambito dell'attività di indagine vi erano emersi rapporti tra Casamonica Salvatore e Proietto Emanuele? E se sì, da chi e in che maniera? Allora, sono emersi contatti telefonici, fra l'altro proprio il 10 luglio, quindi il giorno successivo a quando Casamonica Salvatore aveva ricevuto la prima telefonata dell'agenzia di riscossione credito. E sono emersi contatti con l'utenza 328 06 41 248. Questa utenza è intestata e in uso, oltre che saltuariamente a Proietto Emanuele, a Noto Francesca. Noto Francesca almeno era, ora non so se, ma all'epoca era la compagna di Proietto Emanuele. E c'era anche, quando facemmo gli accertamenti, un controllo recente del 17 aprile 2018 in cui appunto Proietto Emanuele e Noto Francesca erano stati fermati insieme. Fra l'altro Noto Francesca era stata denunciata in stato di libertà anni prima, il 28 giugno del 2013, proprio unitamente a Casamonica Salvatore, per la detenzione di stupefacente. E furono fermati in via Paolo Luigi Guerra. Fra l'altro in via Paolo Luigi Guerra, su questo è stato sicuramente già riferito, insisteva un alloggio popolare che era proprio nella disponibilità di Casamonica e dove proprio Casamonica Giacomina detta Stella, quindi la moglie di Casamonica Salvatore, aveva la residenza. Ok, mi è solo sfuggito un passaggio, colonnello, sì. Cioè vi erano contatti tra questa utenza intestata a Noto Francesca, sì, di cui poi lei ha riferito tutti i vari dati, questi contatti ora indico. Okay. Allora, l'utenza era la 328 sì. 06 41 248. Ok, e questi contatti che avete monitorati erano tra queste utenze e quelle di Casamonica Salvatore, quella citata prima che era sotto intercettazione, quindi quella del RIT 2578/18. In particolare c'è una conversazione del 10 luglio, il progressivo è il 2714, il RIT già l'ho detto, insomma, il 2578/18, la telefonata è delle 12:13 ed è il 10 luglio del 2018. Senza entrare nel merito della conversazione, insomma, però c'è un rapporto sicuramente confidenziale e fissano, diciamo, un incontro per il giorno successivo. Incontro che effettivamente c'è stato, come emerge poi da una conversazione del giorno successivo. Faccio riferimento al progressivo 3314, il RIT del 2578/18, la telefonata delle 11:51 dell'11 luglio del 2018. Ed è proprio l'utenza di Noto Francesca, in uso anche Proietto Emanuele perché parlano entrambi al telefono, che contatta appunto quella di Casamonica Salvatore. Sono tutte telefonate che poi avete riferito a che vicenda, complessivamente, diciamo. Ma sempre legato appunto a questo rapporto che c'era fra Proietto Emanuele e Casamonica Salvatore in relazione appunto all'intestazione fittizia dell'appartamento, insomma, diciamo dell'abitazione. In questo caso riteniamo che le conversazioni fossero finalizzate per risolvere il problema delle chiamate ricevute dall'agenzia, diciamo, di riscossione dei crediti, perché l'arco temporale è proprio quello in cui il giorno dopo rispetto alla sollecitazione ricevuta da Sky, diciamo, l'agenzia di crediti per conto di Sky. Esattamente. E anche il giorno successivo, il 12 luglio, c'è un'altra conversazione, il progressivo è il 4056, il RIT è il 2578/18, quindi sempre quello relativo all'intercettazione dell'utenza in uso a Casamonica Salvatore, ed è una conversazione delle 19:27 del 12 luglio. Quello che emerge dalla conversazione è palese che il giorno prima i due si sono incontrati. Ok.
Sempre in merito a questo immobile, Sì. di Anzio, Sì. se avete effettuato ulteriori approfondimenti e ulteriori attività. Sì, allora, acquisendo ovviamente la documentazione relativa appunto all'abitazione di Anzio, abbiamo accertato che l'abitazione era stata venduta a Proietto Emanuele da parte di Bellardini Alessandro, sulla base di una procura speciale che gli era stata rilasciata dalla madre e dalla sorella. Bellardini Alberta la madre, Bellardini Sabrina la sorella. E l'atto di compravendita era stato stipulato dal notaio Rossella Pierantoni in data 27 marzo 2014. Faccio riferimento all'allegato 14 sempre della nota del 14 dicembre 2018. Quindi avete acquisito questo contratto di compravendita tra i Esattamente. Bellardini E Proietto Proietto Emanuele. Esattamente. E in calce appunto allegato sempre all'atto di compravendita c'era la procura speciale di cui ho parlato, che era stata sottoscritta 2 giorni prima, il 25 marzo, rispetto all'atto di compravendita. Perché fondamentalmente su questa abitazione Bellardini Alberta era titolare, diciamo, di un diritto di usufrutto. I figli Alessandro e Sabrina erano nudi proprietari al 50%. Quindi al fine di regolare la compravendita, il 25 marzo 2014 la madre Alberta e la sorella Sabrina avevano fatto una procura speciale in modo tale che, insomma, con la quale hanno dato ampi poteri a Bellardini Alessandro, che ha partecipato all'atto appunto di compravendita con Proietto Emanuele. Ok, Presidente, le produco il contratto con l'allegata procura a cui ha fatto cenno il colonnello poc'anzi, appunto della vendita dai Bellardini in favore del Proietto Emanuele. Va bene, quindi viene acquisito al fascicolo per il dibattimento, quindi l'atto di compravendita del 27 marzo 2014. 27 marzo 2014 tra Bellardini Alessandro, anche in qualità di procuratore speciale di Bellardini Alberta e Sabrina, e Proietto Emanuele. Parliamo dell'immobile di cui è al capo SS di imputazione. Prego. Va bene, poi il contenuto è lì e ovviamente questo sarà oggetto di valutazione da parte del pubblico ministero e ovviamente anche dalle altre parti. Quello che le volevo chiedere invece era questo: se avete fatto approfondimenti sulla figura di Signor Presidente, mi scusi, qui da Terni, chiedo scusa anche al signor Colonnello se mi interrompe, abbiamo avuto un problema di collegamento qui dalla sede di Terni e dalle 15:42 siamo stati in assenza completa di collegamento per un problema tecnico legato alla carcere di Terni. Lo so, però se ci avvisate va bene. Lo so, ma non avevamo nessun tipo di modo di comunicare perché non avevamo corrente, per cui non potevamo neanche telefonare. Ok, va Non bene. potevamo Quindi neanche siete chiamare la sala arrivati regia, eravamo veramente isolati. Va bene, siete arrivati fino a quale punto più o meno? Beh, uguale, non è problema. Alle 15:42, non so bene, però mi stava dicendo qui l'imputato che non c'era problema e si poteva andare avanti, insomma. Va bene.
Era solo per dare giusta comunicazione che siamo stati per 7 minuti isolati. Va bene, comunque ci sono le trascrizioni, in ogni caso abbiamo parlato dell'acquisizione della documentazione inerente al contratto di compravendita fra le parti, Proietto Emanuele e Bellardini. Possiamo dare atto anche a verbale, le dispiace Presidente del fatto che l'imputato non ha nulla da osservare. Sì, a parte che viene trascritta anche la sua dichiarazione, comunque. Non diamo atto comunque che l'imputato del sito interni dichiara di non aver nulla a eccepire in relazione al distacco del collegamento per 7 minuti a partire dalle 15:42. Prego. Sì. Allora, le stavo chiedendo, colonnello, altri riscontri su... Sì, gli altri riscontri. Parliamo di Casamonica e Enrico, prego. Gli altri riscontri, sì, ok, su questa questione, no, se avete fatto approfondimenti su il soggetto che risulta essere la parte venditrice di quell'atto di compravendita che avete acquisito, cioè il Bellardini Alessandro. Allora, Bellardini Alessandro, sempre da accertamenti fatti in banca dati, risultava gravato da vari precedenti, sia in materia di armi che di stupefacenti. Abbiamo verificato che dal 3 febbraio del 2016 era intestatario di un'autovettura, la Toyota IQ targata EH Empoli Hotel 240 PE Pesaro Empoli. Questa autovettura intestata a Bellardini Alessandro il 14 maggio del 2016 era stata controllata proprio in via del Quadraro, quindi non molto distante da Portafurba, e veniva sottoposta a fermo amministrativo. Nella circostanza, alla guida del mezzo, vi era un tale Bevilacqua Teodoro, che era appunto abitante lì in via del Quadraro e con diversi precedenti. Fra l'altro che aveva un controllo sul territorio anche con Casamonica Salvatore, però Casamonica Salvatore classe 88 detto Andrea, quindi non parliamo di Casamonica Salvatore detto Do. Quel Casamonica Salvatore che è stato arrestato in Gramigna, che è stato arrestato in Gramigna. Uno sì. di Casamonica classe 88 ha un soprannome, questo Casamonica. Detto Andrea, okay, detto Andrea. Così, quindi non parliamo di Do. Non parliamo di Do, parliamo esatto. di Andrea. Senta, e sempre su questa vicenda diciamo dell'intestazione fittizia, quindi il capo SS dell'immobile di Anzio, sono state fatte ulteriori attività di indagine e se sì quali? Come abbiamo detto in premessa, sono state attivate intercettazioni telefoniche dell'utenza in uso a Bellardini Sabrina, la sorella appunto di Alessandro, alla madre Alberta, a Liguri Roberta, che è la compagna, la fidanzata, insomma almeno all'epoca era la fidanzata di Bellardini Alessandro, e poi sono state effettuate le intercettazioni di colloquio in carcere che Bellardini Alessandro ha sostenuto con i familiari. E sia Bellardini Alberta che Bellardini Sabrina sono state escusse presso i nostri uffici. Queste le intercettazioni quando sono state attivate l'abbiamo già detto sì. In premessa. Sì, ok. E quando sono state escusse le Bellardini? In data 18 ottobre 2018. Faccio riferimento all'allegato 15, che sono appunto le sommarie informazioni testimoniali di Bellardini Alberta, e allegato 16, che invece sono le sommarie informazioni testimoniali di Bellardini Sabrina. Prima di queste escussioni avevate captato elementi utili dall'attività tecnica che era stata avviata? Sì, praticamente già dopo la notifica dell'invito appunto a presentarsi presso gli uffici per rendere dichiarazioni. Che è stato fatto quando, se lo ricorda? Ma il 17 ottobre, il giorno precedente all'escursione. Loro sono state escurse il 18, il 17 è stata fatta la notifica, insomma, per essere appunto ascoltata. E il 17 ottobre c'è il progressivo 727, il RIT
è il 5659/18 e si riferisce all'utenza 379 16 40 328 intestata e in uso a Bellardini Sabrina, e poi c'è l'utenza 331 83 45 083 che è intestata a Bellardini Alessandro ma in uso a Liguori Roberta. Quindi nel caso di specie il RIT monitorato, diciamo, la trascrizione è stata fatta sul RIT quello di Liguori Roberta, quindi il RIT 5659 riguarda Liguori Roberta. Quindi c'è questa conversazione delle 15 di che ora abbiamo detto? Allora, è delle 15.08 del 17 ottobre del 2018. Che interviene tra Bellardini Sabrina e Liguori Roberta. È Bellardini Sabrina che chiama Liguori Roberta per avvisarla appunto dell'invito che aveva appena ricevuto e che quindi si dovrà presentare a Frascati il giorno successivo insieme alla mamma. E qui insomma fanno riferimento appunto alla compravendita dell'abitazione di Anzio e mettono in discussione, insomma parlano di una messiscena, di una vendita fittizia, e mettono in discussione il fatto che addirittura è stato fatto il passaggio di proprietà. E oltre a questa conversazione ce n'è altre rilevanti di interesse, allora, sempre prima dell'escussione? Allora, ce n'è un'altra di pochi minuti dopo, parliamo delle 15.16, il progressivo è il 14, il RIT questa volta è il 5662/18, che è quello riconducibile appunto all'utenza intestata in uso a Bellardini Sabrina. Interviene questa conversazione tra chi e chi? Fra Bellardini Sabrina e Bellardini Patrizia, che è la zia appunto di Bellardini Sabrina. Nella circostanza Sabrina parla sia con la zia Bellardini Patrizia, sia con il marito della zia, quindi diciamo lo zio acquisito, di Guglielmo Domenico. Che interviene anche lui quindi nella conversazione? Interviene anche lui nella conversazione e cercano insomma, parlano sempre della compravendita di questa abitazione e di Guglielmo di Domenico suggerisce una versione eventualmente da dare per giustificare la compravendita dell'immobile, dicendo appunto che l'immobile è stato ceduto a un amico che avrebbe dato poi il denaro un po' alla volta. Lei ha accennato anche in premessa della sua escussione a delle intercettazioni ambientali che vengono fatte in carcere. Sì, esattamente. Quindi il 18 ottobre 2018 c'è l'escussione dei Bellardini Sabrina e Bellardini Alberta. Esattamente. Da quell'attività fatta in carcere sono emersi elementi utili, se sì, il riferimento specifico a quale conversazioni? Allora, intanto quando sono state escusse a sommarie informazioni, ad entrambe è stato sottoposto in visione anche un fascicolo fotografico. Senza entrare nel merito di quello che hanno dichiarato e di eventuali riconoscimenti, comunque subito dopo Bellardini Sabrina, faccio riferimento al progressivo 401, il RIT 5663/18 e la conversazione avviene fra Bellardini Sabrina, che in quella circostanza utilizza l'utenza intestata in uso alla madre Bellardini Alberta. Quindi si fa prestare il telefono e chiama l'utenza 353 38 37 451
Desatenusa a Fondelli Andrea, un ex compagno di Bellardini Sabrina. Come dicevo, il progressivo è il 401 RIT 5663/18 e la telefonata è delle 20:02 del 18 ottobre del 2018. In questo caso Bellardini Sabrina, parlando appunto con l'ex compagno, gli dice che gli erano state fatte vedere le foto, lei dice dei Casamadre, ma è evidente insomma il riferimento a Casamonica, e dice: gli ho detto che non li conoscevo, state zitto, va. E così, insomma, questo è il tenore della conversazione. E gli dice che appena poi lo incontrerà di persona gli spiegherà meglio tutto quanto. Il giorno successivo c'è il colloquio in carcere con Bellardini Alessandro. Il colloquio è sostenuto nella circostanza solo da Liguori Roberta, quindi dalla compagna. Quindi il colloquio che avviene dove? Allora, avviene nella casa circondariale di Regina Coeli, nella sala colloqui. Il RIT è il 5777/18. Quindi questa è una conversazione ambientale? È una conversazione audio-video. Questo volevo capire. È una conversazione audio-video. Audio-video e che interviene, abbiamo detto, tra Liguori Roberta e Bellardini Alessandro. Liguori Roberta è la compagna di Bellardini Alessandro. È la compagna di Bellardini. Ora, io non entrerò nel dettagliare nel contenuto della conversazione, secondo me. Solo sapere se c'è anche un progressivo di questa intercettazione? No, sono stati masterizzati i CD per ogni singolo colloquio, quindi diciamo è il colloquio del 19 ottobre del 2018. Il 19 ottobre. 19 ottobre 2018. Nella trascrizione, lo dico per le parti, è riportato come progressivo 20-18 e 10-19, che in realtà non so. In realtà il colloquio è di un'ora, quindi quando si intercetta il colloquio di quel giorno, perché è una singola traccia, quindi non è che c'è un 19 ottobre 2018, dalle 15:17 alle 16:17, quindi c'è un'unica traccia, diciamo, si masterizza e si porta. Quindi diciamo c'è questo colloquio che interviene tra i due. A me quello che interessa, poi eventualmente si produrrà anche il video, però quello che interessa chiederle è se dalla traccia video avete rilevato qualche particolarità. Assolutamente. Liguori Roberta in alcuni tratti si avvicina a Bellardini Alessandro abbracciandolo e sussurrandogli delle cose nell'orecchio. Ok. Ce ne sono altri di colloqui in carcere che avete ritenuto rilevanti? Sì, ci sono altri due colloqui in carcere. Ovviamente sempre per questa vicenda dell'immobile di Anzia. Che quindi diciamo giustificano anche l'atteggiamento assunto da Liguori Roberta, perché c'è un secondo colloquio che viene sostenuto il 29 ottobre, sempre del 2018. In questo caso al colloquio partecipano sia Liguori Roberta che Bellardini Sabrina, e c'è un ulteriore colloquio. Ovviamente nel colloquio fanno riferimento appunto alla casa di Anzia, al proietto, ai Casamonica e quant'altro, in particolare a Salvatore, e c'è un ulteriore colloquio invece del 5. Scusi, in questo qua fanno riferimento in qualche modo all'atto istruttorio fatto presso di voi? Sì, assolutamente. Fanno riferimento al fatto che già Liguori Roberta, quando è andata a colloquio il 19 ottobre, ha avvisato Bellardini Alessandro del fatto che il giorno prima sia la madre che la sorella erano state sentite dai carabinieri di Frascati, e già nella circostanza Bellardini Alessandro si era mostrato particolarmente preoccupato. C'è in particolare una espressione, insomma non so se può essere di interesse, in cui saputo di questa circostanza testualmente dice: mi fanno un culo così a mo', mamma mia che ansia ho. Questa è una risposta insomma
una di quelle più indicative della Bellardini Alessandro quando appunto parlano di questa situazione. Come dicevo, quindi il 29 ottobre c'è quest'altro colloquio a cui partecipano sia Bellardini Sabrina che Liguori Roberta, e anche in questo caso parlano sempre della casa di Anzio e si concentrano soprattutto sul fatto che la casa era stata ceduta per 70.000 euro. Senta, in quello del 19 ottobre 2018 fanno riferimento a possibili escussioni del Bellardini? Sì. In questa vicenda? Sì, è proprio Liguori Roberta che ipotizza il fatto che Bellardini Alessandro potesse essere sentito da lì a poco. Circostanza sulla quale insomma Alessandro non dà molto peso, però Liguori Roberta l'ha fatto proprio con l'intento per fare in modo appunto che Alessandro avesse la possibilità di preparare un'eventuale versione da fornire. Da fornire, quindi insomma, ne discute di questo, del fatto della versione che avrebbe dovuto fornire il compagno a eventuali persone che lo andavano ad ascoltare. E stavo accennando ad un ultimo colloquio, se non ho capito. C'è stato un ultimo colloquio, fra quelli ovviamente registrati, del 5 novembre del 2018. Che intercorre tra chi? Allora, in questo caso, da Bellardini Alessandro, oltre a Liguori Roberta, c'è anche Bellardini Alberta, la madre appunto di Alessandro e Sabrina. Succede qualcosa di rilievo in questo colloquio che lei ricorda? Allora, succede che Alessandro si sincera in modo particolare che la madre non avesse fatto il nome di Salvatore, e glielo chiede in maniera esplicita se aveva fatto il nome di Salvatore, e la mamma dice di no. Scusate, c'è Terni che ci dice che non ha l'energia elettrica, quindi interrompiamoci un attimo così che venga ripristinato il collegamento. Grazie, così sì. Un attimo, rimaniamo qua, ma insomma aspettiamo che... Che stai ritirando, scusa, sono stato troppo ottimista. Adesso mi diranno loro quando si riattiva, adesso per qualche minuto. Ma se ne approfittate dopo quei 5 minuti di pausa, si è girata qualcosa. No, dopo per 5 minuti. No, vabbè, se avete bisogno di 5 minuti io non mi alzo, però faccio per fatica alzarmi, rialzarmi, sedermi. Si è riattivato. È troppo efficace. Ah, ok. Perfetto. Allora, ci dicono che Terni ci sente, quindi? Sì, signor Presidente, Okay. siamo ritornati. Collegati. Siamo ritornati, collegati, sì. Va bene. Possiamo allora ricominciare. Prego. Quindi stavamo parlando della mi conversazione aveva chiesto del 5 novembre. Sì, come dicevo, quindi Alessandro chiede esplicitamente alla mamma se aveva fatto il nome di Salvatore e la mamma gli dice di no. Ma anche in questo caso rileva l'atteggiamento di Liguori Roberta che, sospettando eventuali intercettazioni, invita il compagno a fare più attenzione a non fare nomi. Glielo dice in maniera esplicita. Senta, per chiudere questo tema, avete effettuato sempre ulteriori approfondimenti sempre su questo tema dell'immobile di Anzio?
Sì, abbiamo fatto gli approfondimenti, soprattutto diciamo, siccome l'atto sembrava un po' anomalo. L'atto notarile intendo. L'atto notarile, sì. L'atto di compravendita, in particolare emergeva il dato appunto che una parte dei soldi consistente, parliamo di 60 e poi in realtà segnato appena 70.000 euro, erano stati già versati prima del giugno del 2006 sì, ho detto bene. Sì, ha detto il primo bene. Giugno del 2006, quindi per intenderci poco prima dell'introduzione del decreto Bersani che aveva, sulla tracciabilità. esatto, che aveva disposto praticamente l'obbligo della tracciabilità, insomma, del pagamento. Del corrispettivo del prezzo. Esatto. E quindi nell'atto era indicato appunto che 70.000 euro erano stati versati già nel giugno del 2006, quindi diversi anni prima rispetto alla compravendita dell'abitazione. Quindi, d'accordo, insomma, la Procura ha inteso sentire, proprio per dei chiarimenti, il notaio Pierantoni, che è stata prima sentita una prima volta il 13 novembre in Procura, quindi è stata sentita poi direttamente dalla nostra presenza, ma dal pubblico ministero, insomma, dottor Musarò, sì. E il giorno 15 novembre la Pierantoni è stata sentita presso i nostri uffici, perché a scioglimento, insomma, di alcune riserve che manifestate, diciamo, il 13 novembre, perché ovviamente non sapeva quale fosse il motivo della convocazione, quindi aveva riferito nella circostanza che avrebbe poi insomma, consultato tutta la documentazione per poter essere poi più chiara. E così il 15 novembre abbiamo sentito il notaio. Nella circostanza il notaio ha prodotto praticamente degli appunti, perché anche lei non ricordava come fossero arrivate a lei, insomma, perché non erano clienti che normalmente appunto lei aveva. Faccio riferimento all'allegato 17, sempre della nota del 14 dicembre 2018, quella, diciamo, più corposa. Su questo, Presidente, ahimè, mi rendo conto di non averlo dietro, ce l'avevo, non so dove è finito, mi riservo ovviamente alla prossima udienza di produrre questo specifico documento cui sta facendo riferimento il colonnello adesso. Cioè questo appunto... Sì, questo appunto pensavo di avercelo dietro, non lo trovo ora, quindi... Diciamo, è allegato l'allegato 17, alle sommarie informazioni, alle SIT del notaio. Esattamente, sono allegate praticamente alle SIT del notaio, che appunto è stata sentita il 15 novembre, mentre 4 giorni dopo, il 19 novembre, è stata anche sentita la sua collaboratrice, Sannataro Carmela, che si era occupata, insomma, della gestione della pratica. E negli appunti del notaio, diciamo, consultando l'agenda, aveva verificato che il 20 febbraio del 2014, in quella data, era segnato un appuntamento da un soggetto denominato Seido, c'era un appunto Seido con l'utenza telefonica 345 81 67 133. Il notaio ricollegava questo appunto Seido al progetto Seido. Seido. Lo ricollegava al progetto Emanuele, perché in un altro appunto nell'agenda c'è un'indicazione: venditore Alessandro Bellardini, con numero di telefono 333 4576 388, e acquirente Emanuele Proietto, fra parentesi Seido, con l'utenza 342 30 29 405.
Quindi quello del 20 febbraio 2014 era evidentemente appunto un appunto di questo Seido, che poi è risultato abbinato appunto al progetto Emanuele, che aveva evidentemente fissato un incontro per la compravendita dell'appartamento. E questa utenza, quindi una volta che vedo che Seido è Emanuele Proietto, sulla base di quello che ci ha detto, questa utenza che era abbinata, cioè che era allora, quest'utenza manoscritta a fianco a Seido, 345 81 67 133, avete fatto accertamenti? Allora, dagli accertamenti in banca dati risultava che questa scheda telefonica era intestata a un pluripregiudicato, tale Rivetti Roberto, domiciliato nel quartiere La Rustica, che il 26 febbraio del 2011 aveva avuto un controllo insieme a Casamonica Salvatore presso gli imbarchi dell'aeroporto di Fiumicino. Quindi era intestata una persona che era stata controllata insieme a Casamonica Salvatore solo poco tempo prima. Scusi, questo Rivetti ha detto viva La Rustica, i Bellardini dove vivono? È lo stesso quartiere del Bellardini. Tuttavia, siccome nel frattempo erano state attivate le intercettazioni anche nei confronti del notaio, della Pierantoni, il RIT è il 5656/18, che è abbinato all'utenza telefonica 335 81 89 676, intestata e in uso a Pierantoni Rossella. Fra l'altro è l'utenza che il notaio ha fornito anche durante l'escussione. E c'era una conversazione di interesse registrata il 13 novembre. Il 13 novembre è la data in cui la Pierantoni è stata sentita in procura. La sera, evidentemente, come aveva detto già durante l'audizione, insomma, si è recata in ufficio, aveva già chiamato, mentre appunto era ancora in procura, l'assistente proprio per cercare di ricostruire tutta la pratica, e il progressivo 4017, quindi del RIT 5656/18, una telefonata delle 20:22 del 13 novembre 2018, il notaio Pierantoni chiama il marito Lomonte Paolo e nella circostanza gli dice che ha trovato una scrittura privata che giustificava appunto questo debito pregresso fra la parte acquirente e il venditore, quindi fra Bellardini e il progetto, perché una delle cose più anomale è il fatto appunto che ci fosse questa somma di 70.000 euro versata anni prima e non si sa bene sulla base di quale debito. Guarda caso prima del decreto Bersani. Esattamente. Siccome il notaio, quando è stata sentita il 15 novembre presso il nostro ufficio, ha portato degli appunti, però non ha fatto alcun cenno a questa scrittura privata, nonostante fosse stata anche fatta una domanda, insomma, specifica al riguardo. Per questo motivo è stato richiesto e poi ottenuto un decreto di perquisizione. Decreto di perquisizione che voi eseguite quando, e se mi dice solo che esito ha avuto, che documenti avete eseguito, avete acquisito, anche perché poi anche questo adesso è oggetto di mia produzione. Allora, intanto gli atti a cui faccio riferimento, quindi l'esito della perquisizione,
Allora, sono gli atti allegati alla nota 176-11-201-1 e 2 del 9 e del 12 gennaio. Quindi non sono ricompresi nella nota di cui ho parlato prima, quella del 14 dicembre, che era stata già depositata, quindi questo è un accertamento successivo e quindi è oggetto di una nota a parte, insomma, che fa seguito all'altra. La nota con cui trasmettete gli atti di perquisizione? Sono del 9 e 12 gennaio. Scusi, sì, dicevo, quindi è del 9 e del 12 gennaio. Sì. O meglio, per essere più precisi, il 9 gennaio ci sono proprio gli esiti della perquisizione. Esatto, e poi dopo... Il 12 gennaio c'è un seguito perché nel frattempo è stata sentita anche... Il numero della nota con il quale trasmettete gli esiti della perquisizione fatta al notaio? Allora, è la nota 176/11-201-1 di protocollo del 2015, datata 9 gennaio 2019, e questi, diciamo, sono proprio gli esiti della perquisizione. Con una nota di 3 giorni dopo, quindi il numero successivo, quindi la 201/2 del 12 gennaio, è stato invece trasmesso il verbale di SIT reso dal geometra Pieroni Gabriella. E ora ci arrivo, insomma, così. Okay. Allora, praticamente durante la perquisizione, il notaio, la perquisizione ha avuto inizio, diciamo, lì allo studio, e in effetti il notaio mostra una copia informatizzata di questa sorta di dichiarazione, diciamo, liberatoria, quindi apre il computer in uso lì alla Sannataro e si vede, poi viene fatto anche un fascicolo fotografico, insomma, per documentare l'editing del file, e si vede che questo file Word è stato generato il 27 marzo 2014, proprio la data in cui c'è stato l'atto di compravendita. L'unica differenza rispetto a quello che poi verrà rinvenuto è che in questa copia informatizzata si parla del prezzo di vendita di 130.000 euro dell'immobile, ma si fa riferimento a 60.000 euro compensati per un debito maturato dai Bellardini nei confronti di Proietto e corrisposto già prima del 1 giugno 2006, quindi nel documento informatizzato si parla di 60.000 euro. In realtà poi la Pierantoni ha dichiarato di avere l'originale di questo... Ok, no, scusi. Sì. Nel senso non può riferire No, le no, sue no. dichiarazioni, vuol dar conto No, dell'originale sì, della scrittura. no, stavo andando... Sì, sì. Quindi semplicemente ecco, ci siamo portati presso l'abitazione dei genitori della Pierantoni, dove Su c'era... indicazione della Pierantoni Su stessa, indicazione diciamo della così. Pierantoni stessa, ci siamo portati presso l'abitazione dei genitori dove c'era l'atto originale. E rispetto a quello informatizzato c'era una modifica fatta a penna, dove la cifra non era di 60.000 ma era di 70.000 euro, però il documento era praticamente lo stesso. E nella circostanza sono state acquisite anche sono acquisito uno scambio di email fra la collaboratrice, la Sannataro Carmela, e il geometra Pieroni Gabriella. Da questo scambio di email praticamente avevano interessato il geometra affinché si potesse giustificare il valore dell'immobile sui 70.000 euro, che di fatto era la parte rimanente. Il geometra però, come risulta anche nelle mail, fa una valutazione dell'immobile e considera che all'epoca questo immobile valeva intorno ai 187.000 euro e quindi era impossibile, insomma, documentare un valore di 70.000 euro. Tutti questi accertamenti sono compendiati nella nota In questa e nota- la documentazione Esatto. allegata all'esecuzione del decreto di perquisizione. Cioè, esatto. Ok, Presidente, produco la nota a cui ha fatto cenno il colonnello e i relativi allegati, ovviamente, nella quale si dà conto dell'operazione di perquisizione, tutto quello che è stato rinvenuto e della documentazione Cioè, non allegata. credo la nota è la nota di PG, ma solo come elemento
Nota di PG, decreto di perquisizione personale e locale, sì, che no, è un atto senso, irripetibile. Ok, sì, ecco, per capire che non tipo di atto bisognerei fosse. mai di sottoporre No, lo so, me lo un immagino, atto nel che non senso, possa è molto essere... scrupoloso, però ci corre l'uovo di controllare. No, ho visto l'avvocato, si era già tranquillizza tutti, il decreto di perquisizione che nella qualità di atto irripetibile ovviamente può entrare nel fascicolo del dibattimento con gli atti allegati, con gli oggetto atti di allegati, sequestro. Quindi, oggetto va bene, di- facciamo vedere le parti. Presidente D'Aleccia, Spada Ottavio rinuncia al prosieguo dell'udienza. Va bene, grazie. Grazie. No, non la voglio. Grazie. Allora, quindi, andiamo atto che produce la nota dei Carabinieri di Frascati, 9 gennaio 2019. Sostanzialmente è una nota riassuntiva del verbale di perquisizione, mi pare di capire. È una nota riassuntiva del verbale di perquisizione. Poi c'è un verbale di notifica, aspetti, con i relativi allegati che sono sostanzialmente attinenti all'esecuzione della perquisizione Comunque c'è e ai documenti Se le citati può- dal test, fra cui appunto questa dichiarazione, eccetera. Io le ho prodotto la nota di trasmissione, Presidente, anche Solo perché là come c'è descrittiva dei ci sono documenti. elencati in maniera analitica tutti i documenti. Sì, no, infatti avevo intuito che questa fosse la finale. Diciamo quindi che la produce limitatamente alla parte descrittiva dei documenti che sono oggetto Esattamente, di sì, acquisizione. no, In questo come è senso, normale va che bene. sia, ogni Va bene, valutazione in questi ovviamente è termini delle non credo parti. che ci siano opposizione alle difese e quindi cioè, viene acquisita la nota come ai fini di descrivere i documenti che sono oggetto di produzione, quindi ai fini della descrizione dei documenti oggetto di acquisizione e quindi di produzione. Quindi su questo c'è E il ovviamente, consenso del perdoni tavolo. Presidente, Sì. insomma, sto parlando dell'ovvio, della parte descrittiva delle operazioni. Tutto ciò che è valutativo, no, Certo, ovviamente, ma certo. il fatto che poi si sono recati a casa delle notaie, eccetera, quello ovviamente è uno svolgimento delle modalità con questa da seguire la perquisizione. Diciamo Tutto che ciò nella che è nota, adesso valutativo, non no. l'ho letta tutta, ma mi pare di capire che è anche una nota descrittiva delle operazioni di perquisizione. Esattamente, in sì, realtà. perché si è svolta in più fasi, come ci ha spiegato il colonnello, quindi è ovvio che per quella parte, essendo un qualcosa che dà Vabbè. conto delle operazioni fatte Sentiamo le in qualità di difese atto su questo, irripetibile, Non ci sono opposizioni, va bene, d'accordo, quindi viene acquisito in questi termini dal fascicolo processuale. Non sta cancelliera, è troppo tempestiva, ce la lasci un attimo pure a noi. No, perché poi cerca di mettere tutto sul TAP in tempo assolutamente reale, però lasciamo al collegio giudicante un attimo gli atti. Va bene, prego Pubblico Ministero. E allora, colonnello, fatta diciamo, questa ampia parentesi, come dire, che ingloba le dichiarazioni del Barcaccia, che muove le dichiarazioni del Barcaccia e poi si sviluppa ulteriormente, le volevo chiedere, sempre andando a questo punto a fare riferimento alle dichiarazioni del Barcaccia e alle attività di riscontro fatte sulle stesse, in questo caso in particolar modo per quel che riguarda le dichiarazioni su Casamonica Giuseppe e Casamonica Rosaria, le volevo chiedere in prima battuta se avete fatto accertamenti anagrafici o comunque accertamenti di qualsiasi tipo per verificare la sussistenza di eventuali rapporti di parentela, affinità e quant'altro tra Casamonica, diciamo, il nucleo Casamonica Giuseppe, Casamonica Rosaria e Casamonica Luciano. Sì, in realtà qui per correttezza, e quindi lo diciamo subito in premessa,
c'è un errore già nella nostra nota e poi è stata ripresa, diciamo, nel proseguo, perché era stato indicato che non c'era un rapporto di parentela fra Casamonica Luciano e Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe. In realtà non è così, nel senso che cercherò di essere il più chiaro possibile. Il papà di Casamonica Luciano, Casamonica Armando del 7439, è fratello di Casamonica Antonio, che è nonno Casamonica Antonio, diamo le generalità di tutti. di Casamonica Antonio, nato a Castel di Sangro il 20 marzo del 24. Quindi è fratello. Il papà di Casamonica Luciano è fratello di questo Casamonica Antonio, classe appunto nato a Castel di Sangro il 20 marzo del 24, che è nonno sia di Casamonica Rosaria che Casamonica Giuseppe, perché Casamonica Rosaria e Giuseppe sono fra loro cugini di primo grado, perché sono figli di due fratelli. Casamonica Rosaria è figlia di Spinelli Virginia e Casamonica Armando. Casamonica Giuseppe è figlio di Casamonica Adelaide e Casamonica Quirino. Casamonica Armando e Casamonica Adelaide sono fratello e sorella. Spero di essere stato abbastanza chiaro, insomma. mi fido. No, abbiamo l'albero genealogico, abbiamo ricostruito tutto, no, insomma, quindi so che il capitano Loiacono ha già fornito nella prima parte una genealogia, diciamo. Sì, Un albero, sì. comunque diciamo che ecco, questo per dire che effettivamente una parentela, diciamo che Casamonica Luciano è come se ha una parentela. Ha una parentela con Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe, che ripeto, fra loro sono cugini di primo grado, essendo figli di fratello e sorella. E anche qua le volevo chiedere se avete svolto accertamenti di natura patrimoniale per quel che riguarda Casamonica Giuseppe e Casamonica Rosaria. Sì, anche qui abbiamo fatto gli accertamenti patrimoniali e anche in questo caso i redditi sono praticamente pari allo zero. Il nucleo familiare è composto da Casamonica Rosaria e Giuseppe, dai figli Casamonica Consiglio, Casamonica Marco e Casamonica Danilo. Gli accertamenti... perdoni, solo sì. se ci dà le generalità, perché diciamo, ci sono molti casi di omonimia rispetto ai Casamonica, quindi così con le generalità... Allora, i figli sono Casamonica Consiglio, nato a Frascati il 10/97, Casamonica Marco, nato a Roma il 22/2/99, e Casamonica Danilo, nato a Roma il 14/10 del 2002. Questi accertamenti sono poi meglio riepilogati nella nota con cui poi sono stati richiesti i sequestri preventivi successivamente all'esecuzione delle misure di Gramigna bis, perché poi a distanza di un mese è stata fatta un'integrazione e quindi c'è stato il sequestro preventivo. Quindi i redditi sono praticamente nulli. Praticamente li possiamo dettagliare, che hanno, diciamo, che annualità? Allora, per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, Casamonica Rosaria dal 2004 al 2017 a zero redditi. Non dichiara redditi? Non dichiara redditi, la stessa cosa il marito Casamonica Giuseppe dal 2004 al 2017. Ok. Scusi, mi interessa solo il dato secco, diciamo, se l'ho accennato
in premessa su come poi si è arrivati a escutere Barcaccia, se le risultano conversazioni intercettate tra Barcaccia, Christian e Casamonica Giuseppe o Casamonica Rosaria. Sì, ci sono numerose conversazioni intercettate fra Barcaccia Christian e Casamonica, sia Giuseppe che Casamonica Rosaria, e dove insomma si accontezza anche di diversi incontri che hanno intrattenuto. Captate, scusi solo il dato, captate con che RIT? Allora, il RIT è il 41, allora, un attimo solo. Sono state intercettate sia, ecco, con il RIT 4156/18. Quindi su quello che riguardava il Barcaccia Christian. Quello che riguardava, sì, Barcaccia Christian. Ma il fatto che in queste conversazioni interloquisse con Casamonica Rosaria o con Casamonica Giuseppe, questo voi lo avete ricavato da cosa? Beh, dai i contatti, le chiamate appunto erano fatte con l'utenza 392 25 allora 392 52 15 473, utenza intestata a Casamonica Rosaria e in uso sia a Rosaria che a Giuseppe. Ok, cioè i contatti tra l'utenza di Barcaccia intercettato Sì, con sì, 41 esatto. 56 18 erano con questa utenza che era intestata a Casamonica Rosaria. Rosaria e in uso anche A a entrambi, Giuseppe. esatto. Scusi, vi risulta che ci siano stati contatti mentre scutevate Sì. il Barcaccia? Respiro profondo. Esatto, mentre scutevate in una delle giornate in cui scutevate Barcaccia? Assolutamente sì. Ora le trovo subito. Allora, le conversazioni, allora faccio riferimento al progressivo 24614, il RIT è il 4156/18, è una telefonata delle 16:11 del 9 agosto 2018. Casamonica Rosaria chiama Barcaccia Christian le dice praticamente che era dai carabinieri di Frascati che l'avevano chiamato, e a quel punto Casamonica Rosaria dice no vabbè, non mi nomina, senti non mi nomina, non voglio sapere niente, e la conversazione si interrompe subito dopo. In questo arco di tempo in cui, questa è l'ultima cosa che voglio chiedere su questo, in questo arco di tempo diciamo in cui scutete Barcaccia, 9, 10 e 12 agosto 2018, c'è una qualche conversazione in questo arco temporale che voi avete giudicato rilevante o particolarmente rilevante in merito a quello che vi dichiarava Barcaccia? Allora, ci sono più conversazioni di interesse. La prima è proprio quella la sera dell'escussione, quindi il progressivo è il 24968, il RIT è il 4156/18, la conversazione è delle 22:21 del 9 agosto e Barcaccia Christian contatta un suo conoscente, un tale Grosso Valerio, con il quale ha più conversazioni,
e nel caso di specie, insomma, racconta appunto in parte dell'escursione e fondamentalmente gli rappresenta il modus operandi che hanno adottato nei suoi confronti, che collima con quello che lui aveva dichiarato lo stesso pomeriggio in caserma da noi, insomma, quindi diciamo riscontra quelle che sono le dichiarazioni rese da noi in caserma. E c'è un punto in particolare nella conversazione in cui si capisce che lui è sollevato dal fatto di essere stato chiamato e di non aver presentato una denuncia in prima persona. Cioè la sua preoccupazione era che potesse apparire che lui aveva denunciato, questo è il senso. Esattamente, invece ecco, il fatto di essere sentito, lui dice mi hanno chiamato, non potevo non dire le cose come stavano, insomma, Cioè, però non sono andato io, non sono all'esterno, diciamo, le dichiarazioni che aveva reso, questo mi sembra di capire se è il senso, giusto? Sì, esattamente. Il giorno successivo abbiamo risentito un'altra volta appunto Barcaccia, come ha detto in premessa, e qui, nonostante la chiamata del giorno prima con Casamonica Rosaria, Barcaccia Cristian durante un momento di pausa contatta l'utenza fissa del negozio e gli risponde il padre, Barcaccia Gianfranco. Scusa, ho detto il progressivo di questo? Lo dico subito. Allora, il progressivo è il 25733, il RIT è sempre il 4156/18. Scusi, mi ripete il progressivo? 25733. Ok. Diceva, quindi chiama... Allora, Barcaccia Cristian chiama l'utenza fissa del negozio, che è la 06 72 67 04 46. La conversazione delle 16:39 del 10 agosto. Nella conversazione il padre, Gianfranco, avvisa appunto Cristian che Casamonica Giuseppe si era portato anche quel giorno presso il negozio. Nonostante appunto Barcaccia avesse informato del fatto che era stato chiamato dai carabinieri. Senta, l'utenza fissa, questa utenza fissa me l'ha detto il numero? Sì, l'ho detto, lo ripeto, 06 sì. 72 67 04 46. Vi risultano altri È numeri? intestato a Barcaccia Illuminazione. Vi risultano altri numeri di Barcaccia Illuminazione? Sto facendo riferimento a chiamate poi intercorse prima, diciamo, di questo momento, quindi il 15 luglio. Sì, dovrei trovare, cioè, sicuramente. Sì, allora c'è un'altra utenza, ad esempio faccio riferimento al progressivo 18467, il RIT è il 4156, quindi sempre quello di Barcaccia Cristian, e la conversazione è delle 18:21 del 2 agosto del 2018. Qui Barcaccia Cristian viene contattato da un'utenza fissa della World Luce, che è la 06 72 30 437. Perfetto, era proprio questo l'altro numero che volevo. Sì, manca farlo apposta in questa conversazione, viene chiamato perché c'è Casamonica Giuseppe presso il negozio. Credo di averle domandato tutto su questo, sulle utenze. Sì, c'è un'altra conversazione anche del giorno. Ah sì, scusi, avevamo del lasciato a metà giorno. questo discorso. Sì. Ma se lo recupero. Sì, è una conversazione dell'11 agosto. Allora il progressivo è il 26437,
il RIT è il 4156/18, la conversazione è delle 17:31 dell'11 agosto 2018. È Barcaccia Cristian che chiama l'utenza intestata in uso al padre Barcaccia Gianfranco e lo chiama per dirgli in maniera incredula che era tornato nuovamente al negozio Casamonica Giuseppe. D'accordo, abbiamo chiarito che a questo numero intestato a Casamonica Rosaria, per quello che avete capito cioè per quello che avete ascoltato, parlavano Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe. Sì, esatto. Questo è il 473 finale. Esatto, sì, 437 finale. Sì, 473 finale, sì. Quindi nell'arco di tempo che avete monitorato, a voce maschile avete abbinato Casamonica Giuseppe, a voce femminile Casamonica Rosaria. Sì. D'accordo. Senta. In questo contesto, sempre per ciò che riguarda Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe, volevo chiederle se avete fatto accertamenti in merito ad una vettura Volkswagen Golf targata FM 102 ND. Che tipo di accertamenti avete fatto? Allora, praticamente... che cosa è uscito fuori, insomma? Allora, dagli accertamenti in banca dati era emerso che Casamonica Rosaria il 19 febbraio del 2018 si era intestata una vettura Volkswagen, la targa è quella che lei ha detto, quindi FM 102 ND. Cioè il nome di telaio non lo dico, insomma, comunque questa macchina era di importazione tedesca, la targa originale era WIES 3929 ed era stata immatricolata il 23 dicembre del 2016. Quindi la prima immatricolazione è all'estero, se capisco esattamente, bene. È di importazione tedesca, okay. L'autovettura. Quindi immatricolazione all'estero il 23 dicembre 2016 con quella targa che ha detto, WIES 3929. Esatto. Giusto, e poi vi risultava intestata il 19 febbraio 2018 a Casamonica Rosaria. Allora, in realtà, nonostante Casamonica Rosaria fosse intestata la macchina il 19 febbraio del 2018, già mesi prima, ed esattamente il 17 agosto del 2017, Casamonica Rosaria è stata controllata a Roma a bordo di questa macchina, quando ancora aveva la targa straniera. Quindi prima, diciamo, dell'immatricolazione e del passaggio di proprietà. Mm-hmm. L'autovettura, allora qui faccio riferimento all'allegato 7 della nota 17611-200-2, quindi è un altro seguito. Questa nota è del 16 gennaio del 2019. Questo allegato 7 di che cosa consta? Allora, eccoci qua. Allora, l'allegato 7 appunto è la risposta dell'ACI in relazione appunto a questa autovettura. Quindi acquisite, diciamo, acquisiamo praticamente la documentazione dell'ACI su questa autovettura ed emerge che
L'autovettura è stata acquistata da Casamonica Rosaria per la somma di 23.700 euro. L'ACI trasmette, ed fa parte sempre dell'allegato 7, praticamente la fattura di acquisto presso questa concessionaria, questa concessionaria tedesca, la Millennium. Dopo l'immatricolazione in Italia, diciamo, della macchina, quindi come ho detto prima il 19 febbraio del 2018, sull'autovettura è stato controllato più volte Casamonica Giuseppe. Casamonica Giuseppe, parliamo dello stesso di il marito di Rosario. Il marito di Rosario. Il marito di Rosario. Esattamente. Esatto. È stato controllato quando? Il 4 aprile del 2018, il 21 giugno del 2018 e il 30 giugno del 2018. Il successivo 4 ottobre del 2018, quindi quando Casamonica Giuseppe e Casamonica Rosaria già erano a conoscenza, diciamo, di possibili indagini in corso, perché Barcaccia già gli ha riferito delle escursioni, quindi erano sicuramente più attenti. Il veicolo è stato intestato formalmente all'officina meccanica Autocentro Tor Vergata di Vitale Giorgio e Porro Lorenzo, soci al 50%, e faccio riferimento all'allegato 8 della nota, sempre quella del 16 gennaio del 2019. Anche qui abbiamo recuperato il fascicolo al PRA del mezzo, dove si evince appunto che il 4 ottobre 2018 c'è il passaggio di proprietà, quindi la macchina viene ceduta da Casamonica Rosaria a Vitale Giorgio. Per fare questo si appoggiano allo sportello telematico, anche questo fa parte sempre dell'allegato 8, allo sportello telematico presso LB di Bettini Lilia, quindi Casamonica Rosaria delega lo sportello a seguire, diciamo, la pratica per la compravendita del mezzo. E allegati sempre al fascicolo ci sono sia la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da Vitale Giorgio, sia la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, anche questa sottoscritta sempre da Vitale Giorgio, come rappresentante appunto dell'Autocentro Tor Vergata. Dagli accertamenti è emerso che, nonostante il passaggio di proprietà di intestazione del mezzo, l'autovettura ha continuato ad avere l'assicurazione intestata a Casamonica Rosaria. L'assicurazione correale mutua, con scadenza polizza il 21 febbraio 2019. Polizza intestata? A Casamonica Rosaria. Quindi, nonostante il passaggio di proprietà fatto in favore di Autocentro Tor Vergata il 4 ottobre del 2018, la macchina ha continuato ad essere assicurata fino al successivo febbraio 2019 Esattamente. Da Casamonica Rosaria. Esattamente. Non solo. Il successivo 17 novembre, quindi a distanza di un mese e mezzo dalla cessione dell'auto, Casamonica Rosaria è stata controllata nuovamente a bordo del mezzo. In più sono stati fatti dei servizi di OCP. Da chi? Sempre da militari del nucleo investigativo. E dal suo ufficio? Sì, da militari dipendenti da me. E questi sono allegati invece alla nota, quella del 14 dicembre 2018, quindi a quella principale. Legato 20B, giusto? Ci sono, 20D, esatto. 20C, eccetera. Esatto, ci sono gli allegati 20B, 20C, 20D e 20E. Che si riferiscono? A 4 servizi di OCP,
durante i quali è stato documentato come la macchina, in quelle circostanze, fosse sempre parcheggiata dinanzi all'abitazione di Casamonica Rosaria. Allora, io non azzardo a produrre servizi di OCP, diciamo, documenti, però quello che voglio chiederle, mi sta venendo in mente ora, sì. Avete fatto anche documentazione fotografica di questi servizi di OCP? Allora, nelle annotazioni di PG, esatto, relativa al servizio di OCP, ci sono anche le fotografie dove ritraggono appunto la macchina parcheggiata dinanzi all'abitazione di Casamonica Rosaria. Sono, diciamo, parte integrante dell'annotazione di PG che documenta il servizio svolto. E questi servizi sono stati svolti fra novembre e... Si può riferire delle date in maniera analitica? Allora, guardi. Allora, il primo servizio è stato eseguito il 27 novembre. Parliamo dell'allegato 20B, 20 novembre 2018. 27 novembre 2018. Sì. Il servizio è stato svolto dal maresciallo ordinario di Buono e dal carabiniere scelto Picciocchi Stefano. In questa occasione hanno rilevato la macchina dove? Dinanzi all'abitazione di Casamonica Rosaria, in via Devers 25. Via? Devers 25. Devers. La macchina parcheggiata dove? Proprio dinanzi all'abitazione. Ok, poi? Poi c'è un ulteriore servizio, e parliamo dell'allegato 20C. In questo caso il servizio è stato fatto dal brigadiere capo De Giovanni e dal vice brigadiere Di Carlo Antonio. È stato svolto il 1° dicembre e anche in questa circostanza c'è documentazione fotografica, parte integrante della notazione. La macchina appunto è stata trovata dinanzi all'abitazione di Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe. C'è poi l'allegato 20D, realtà, diciamo. Sì, in questo non c'è, diciamo, la riproduzione fotografica, però qui i militari operanti, l'appuntato Venezia Fiore del carabiniere Scelto Battiati, danno atto anche in questa circostanza che la macchina, insomma, era regolarmente parcheggiata dinanzi all'abitazione di Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe. C'è poi un ulteriore servizio, anche del 6 dicembre. Questo però, se non ricordo male, forse era negativo. Cioè, nel senso che non potrei ricordare male io, però. No, anche in questo caso, no, la macchina era... i militari, appuntato... non riuscivano a entrare nella via, se non ricordo male, però può essere che abbia un ricordo sbagliato io. No, qui qui davano semplicemente atto che, data la situazione, perché c'era un po' di gente, hanno fatto solo un transito e quindi non hanno fatto un servizio prolungato. Però durante il transito hanno comunque notato la macchina parcheggiata, insomma, sempre lì nei pressi dell'abitazione. Allora, prima di andare avanti, Facciamogli finire il discorso, no? Sono solo le 5, siamo qua. Ho quasi finito. Penso che stia concludendo su questo aspetto. Ho quasi finito, sì, mi manca soltanto un ulteriore paio di accertamenti e ho terminato. Io intanto, Presidente, le produco... Scusi, pubblico ministero, la collega mi faceva notare, il quarto OCP ci ha detto la data, quello che non si è tradotto nella 6 dicembre. 6 dicembre. Allora, manca una data. Allora, 27 ha detto il colonnello, 27 novembre, 1 dicembre, 4 dicembre e 6 dicembre. 4 dicembre, allora. Giusto? Grazie. Sì. Prego, allora. Io intanto le produco gli allegati 7 e gli allegato 8, come ho fatto riferimento, chiedo scusa, per l'acquisizione dei fascicoli dell'autovettura presso l'ACI. Sì. In più chiedo il consenso per l'acquisizione, non ho con me quello del 6 dicembre,
Ma chiedo il consenso per l'acquisizione delle annotazioni che riguardano i servizi di OCP espletati. Laddove non vi fosse il consenso, ne chiedo comunque l'utilizzabilità limitatamente alle riprese fotografiche. Va bene, sentiamo. Su questo non credo che ci dovrebbe essere consenso per l'annotazione. Quindi non c'è il consenso per l'annotazione, ma soltanto per i fotografici? E poi dimmelo di quello che ha detto, però se non c'è consenso io ne chiedo l'utilizzabilità sui rilevi fotografici per... No, ma non sono riprese, video ripresi, sono sono rilevi fotografici e questo io ritengo possa trovare ingresso perché si tratta di un documento. Stavo sentendo le parti. No, era per spiegare il senso della mia richiesta. Sì. Se dovesse esserci consenso mi riservo di depositare quella del 6 che non ho portato, altrimenti vanno bene quelle per... Vabbè. Quindi non sono bellissime, diciamo, dal punto di vista di stampa, però. Quindi allora cosa c'è l'accordo per l'acquisizione delle annotazioni? Sì o no? C'è accordo. Quindi c'è accordo, posso verbalizzarlo, quindi c'è accordo per l'acquisizione delle annotazioni. Allora Presidente mi riservo a questo punto di produrle anche quella del 6. Allora, solo per le date, per il verbale 27 novembre 2018, 1 dicembre 2018 e 4 dicembre 2018, riservandosi il pubblico ministero di produrre quella relativa al 6 dicembre 2018 e quindi vengono acquisiti sull'accordo delle parti. Diciamo che il dottor Luciani non mi ha fatto presentare il video, non mi ha passato il video della perquisizione di mercato. Io da buona catanzarese se lo è segnato. E produce anche la documentazione acquisita presso l'ACI in relazione all'autovettura targata FM 102 ND di cui al capo YY. Sono due fascicoletti, le chiedo scusa Presidente, c'è un allegato 7 e l'allegato 8 a cui ha fatto riferimento il colonnello, in ogni caso riguarda entrambe le produzioni, ovviamente l'autovettura del capo di imputazione cui lei ha fatto riferimento. Come vedrà. È sempre acquisizione presso l'ACI. Sì, sono sempre acquisizioni presso l'ACI. Documentazione presso l'ACI, già allegati 7 e 8 dell'informativa di polizia giudiziaria. E su questo non ci sono osservazioni delle parti, sono documenti e quindi viene acquisita il fascicolo per il dibattimento. Certo, su questi Porro, Lorenzo e Vitale, sui soci, diciamo Porro e Vitale, sui soci dell'autocentro Tor Vergata vi risultavano... No, prego. Pensavo ci avesse... No, qui abbiamo... Difficili al traffico. No, pensavo fosse rivolto a me, ho detto. Lei un po' che non viene, ha perso un po' di consuetudine il pubblico ministero. Non l'ha acquisita, anzi, perché ha fatto poche udienze. Diciamo su questi Porro, Lorenzo e Vitale Giorgi, soci dell'autocentro Tor Vergata, vi risultava qualcosa ai vostri atti? Beh, in banca dati risultava che nel 2015 in qualità poi di amministratori dell'autocentro Tor Vergata erano stati denunciati al nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Roma per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. E per cosa in particolare? Cioè se c'era inserito, perché in genere lo SDI c'è una descrizione sintetica. Sì, la descrizione parlava praticamente che la citata società, avvalendosi di varie ditte individuali riconducibili a soggetti di etnia Rom, aveva acquistato autoveicoli senza l'applicazione dell'IVA, avvalendosi quindi di false dichiarazioni di intento. Questa, diciamo, è
dicitura presente allo SD. E vi risultava che Casamonica Rosaria avesse subito in passato dei provvedimenti? Sì, era stata già colpita da provvedimento di sequestro preventivo per 3 autovetture. Autovetture di chi? Intestate sempre a lei, formalmente intestate a lei. E faccio riferimento, il procedimento penale è il 23718/8 RGNR e 13000/10 RGGIP. Era stata emessa un'ordinanza a firma del GIP Morgigni il 19 gennaio 2012. Ma non ho capito, a carico di Casamonica Rosaria? Era ricompresa anche Casamonica. Contestazione fittizia era, non ho capito. Un sequestro preventivo. Un sequestro preventivo di autovetture. Di autovetture, sì, intestate a lei. Ma per quale titolo di reato? Non era precisato. No, questo nello specifico non lo so. Senta, una cosa le volevo chiedere. Il prezzo di questa, diciamo, lei ha parlato del prezzo di acquisto da parte di Casamonica Rosaria dell'autovettura, giusto? Ha parlato di 23.700 perché c'è questa fattura della concessionaria tedesca Millennium che avete acquisito. Il prezzo di vendita invece a Autocentro Tor Vergata da parte di Casamonica Rosaria qual è? Dopo neanche un anno la macchina formalmente è stata ceduta per la somma di 12.500 euro. Ho capito. Quando da accertamenti il valore dell'auto era almeno di 18.200 euro. Accertamenti fatti? Presso la casa madre proprio, presso la Volkswagen abbiamo chiesto appunto il valore del veicolo in quelle condizioni e in realtà Casamonica Rosaria l'aveva presa a febbraio 2018, quindi a ottobre 2018 ipotizzare un dimezzamento del prezzo era... Quindi non ho capito, avete chiesto alla casa madre il valore indicando un'epoca di immatricolazione e solo questo elemento, avete anche trasmesso fotografie da cui si rilevasse lo stato d'uso del veicolo? No, una valutazione media di mercato, esatto, quindi non di quel veicolo, ma una valutazione media di mercato di un veicolo con quella vetusta. Sì, esatto, con quelle caratteristiche. Certo, di quel tipo ovviamente. Va bene, ho capito. Tra l'altro, mi scusi dottore, prima ho dimenticato, a parte i servizi del CP, la macchina all'atto dell'esecuzione è stata comunque trovata presso l'abitazione di Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe. Delle misure cautelari di Gramigna bis dell'aprile 2019. La macchina l'avete trovata lì? La macchina sì, era nella loro disponibilità. Scusi un secondo, lei ha parlato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ho capito bene? Sì. Intestata a questo Vitale Giorgio. Sì, esatto, era stata sottoscritta da Vitale Giorgio. Okay. Inizialmente c'era qualche dubbio sulla sulla firma. Abbiamo fatto praticamente un'integrazione, un seguito, perché sembrava ci fosse qualche dubbio sulla firma autentica di Vitale Giorgio, perché sembrava... Cioè il dubbio se quell'atto fosse stato realmente... Esatto. Fosse stato sottoscritto da lui o da terze persone con la firma sua, fondamentalmente. Per verificare questo, che cosa avete fatto? Abbiamo acquisito una denuncia che Vitale Giorgio aveva sporto presso la stazione di Roma Tor Vergata. È una denuncia praticamente di smarrimento, quindi... Colonnello, scusate un attimo, avete pazienza, se no non vi seguo più. Tornando un attimino alla vicenda dell'autovettura, l'autovettura era stata ceduta da Rosaria, no? Sì, all'Autocentro Tor Vergata. Proprio lei l'aveva acquistata e poi l'aveva ceduta, giusto? Sì. Poi ha dato il riscontro. Si ricorda l'atto di cessione a quale data? Sì. Il 4, Casamonica Rosaria l'aveva acquistata, l'aveva intestata la macchina il 19 febbraio del 2018. L'aveva venduta in ottobre. E l'aveva venduta il 4 ottobre 2018, come da documenti del PRA che sono stati prima citati. Scusate, prego. No, prego. Allora, proprio nel fare riferimento alla cessione dell'autovettura da Rosaria Casamonica a Autocentro Tor Vergata, lei ha accennato
tra la documentazione approntata per quell'atto di cessione a un atto di notorietà sottoscritto da Vitale Giorgio. Sì, esatto. Okay. La domanda che le ho fatto e che le ripropongo è se avete fatto accertamenti per verificare che quell'atto fosse effettivamente sottoscritto da questo Vitale Giorgio. Allora, abbiamo acquisito la copia di una denuncia di smarrimento del 29 giugno del 2018. È una denuncia di smarrimento che Vitale Giorgio ha presentato presso la stazione dei Carabinieri di Roma Tor Vergata. Quindi insomma non ci sono dubbi sul fatto che la firma, siccome apposta appunto davanti ai Carabinieri, fosse quella autentica. Questa denuncia di smarrimento, come accertamento integrativo, è allegata alla nostra nota 176/11-200-6 del 18 aprile del 2019. Quindi, Presidente, io le produco la denuncia di smarrimento cui ha fatto riferimento poc'anzi il colonnello. Sì, un attimo. Oltre al dato obiettivo, diciamo, di questa compravendita, avete acquisito ulteriori elementi su rapporti tra Vitale Giorgio e Casamonica Rosaria? allora, praticamente nell'aprile del 2019, quindi parliamo poco prima dell'esecuzione dell'ordinanza di Gramigna bis, sono state attivate delle intercettazioni e c'erano conversazioni di interesse intrattenute fra Vitale Giorgio e Casamonica Rosaria, conversazioni insomma molto confidenziali. Intrattenute, se può dire il RIT, se allora, c'è qualche conversazione in particolare. Allora, il RIT è il 2364/19, il progressivo è il 145. Questa intercettazione riguarda anche l'utenza di chi? Casamonica Rosaria. No, mi scusi, Vitale Giorgio. Vitale Giorgio, sì. Fatto confusione, sì, Vitale Giorgio. Stava facendo riferimento a un progressivo di che giorno e perché questa conversazione? Allora, il progressivo è il 145, la telefonata è delle 13:18 del 12 aprile del 2019. In questa conversazione fondamentalmente Casamonica Rosaria chiede a Vitale Giorgio un'altra. Scusatemi, non riusciamo a sentire niente, per dei spazi così ristretti che qualunque parola purtroppo. Prego. Stavo dicendo, quindi fondamentalmente Casamonica Rosaria chiede un'ulteriore autovettura. Aspetti un attimo. Sì. Aveva pazienza. Intanto che facciamo un mezzo minuto di pausa, volevo verbalizzare che lei dunque produce questa verbale di ricezione di denuncia orale esportata da Vitale Giorgio, se ho ben compreso, valutato dalla Polizia Giudiziaria come scrittura di comparazioni in ordine all'autenticità della firma apposta da Vitale Giorgio sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione alla compravendita della vettura. Sì, alla pratica di acquisto del Esatto. veicolo di cui al capo YY, questo è il senso, Esatto. Quindi la produce come documento sostanzialmente. Assolutamente sì, Come sotto il profilo documentale. Ci sono osservazioni per questa produzione? No? E quindi viene. No, lei aveva verbalizzato che il pubblico ministero produceva il verbale di denuncia orale esporta da Vitale Giorgio in data 29 giugno 2018, da valutarsi quale scrittura di comparazione, della firma di Vitale
del denunciante, della firma del denunciante, apposta sulla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nell'ambito della pratica di acquisto dell'autovettura capo YY. Le parti nulla osservano, il Tribunale, ritenuto in natura di documento dell'atto, ne dispone l'acquisizione del fascicolo dibattimentale. Vediamo, adesso possiamo riprendere che c'è più tranquillità, così cerchiamo anche di arrivare alla conclusione di questo punto. Prego. Presidente, scusi, da Palermo, ne approfittiamo un attimo. L'imputato Casamonica Consiglio intende rinunciare alla prosecuzione dell'udienza odierna. Va bene, grazie. Allora E andiamo quindi chiediamo lo scollegamento del sito. D'accordo, Sì, siete e autorizzati. la prossima udienza è dopodomani, vero Sì, Presidente? alle ore 9. Ah, ore 9, bene, grazie, Va bene, buonasera. arrivederci. Allora, prego. Quindi Riprendiamo stavo un dicendo... attimo il filo, scusate. No. Quindi parlavamo di contatti telefonici che Vitale Giorgio ha intrattenuto appunto con Casamonica Rosaria e facevo riferimento al progressivo 145, il RIT del 2364/19. È una telefonata delle 13:18 del 12 aprile del 2019, quindi c'è questa conversazione insomma confidenziale con Casamonica Rosaria che parla appunto di una nuova macchina che vuole prendere per il compleanno e chiede appunto un aiuto a Vitale Giorgio, che gli chiede anche che gli chiede appunto anche dell'Audi, perché i Casamonica avevano anche un'altra macchina di disponibilità, un Audi, di cui poi parleremo, e Rosaria dice che la macchina quella l'autorizza il figlio e che quindi lei non ha una macchina per spostarsi. Dopo l'arresto di Casamonica Rosaria e Casamonica Giuseppe avete registrato altre conversazioni tra Vitale Giorgio e soggetti di interesse ovviamente per questa vicenda? Allora, ci sono contatti telefonici di interesse con Casamonica Cinzia, che è la sorella di Casamonica Giuseppe, il marito di Rosaria. Faccio riferimento al progressivo 331 la telefonata è delle 12:43 del 15 aprile del 2019. Il RIT? Il RIT è il 2442/19. Questa è una scheda telefonica intestata Autocentri Tor Vergata di Vitale Giorgio e Porro Lorenzo e in uso a Vitale Giorgio. In questa conversazione commentano il sequestro delle autovetture, perché c'è da premettere che proprio quella mattina, il 15 aprile, abbiamo eseguito le misure di Gramigna bis. Oltre a eseguire il sequestro preventivo della Golf di cui parlavamo prima, è stato eseguito anche il sequestro probatorio dell'Audi A4 Avant, targata Empoli Modena 332 Bari W. Questa autovettura è intestata a Casamonica Consiglio, il figlio di Giuseppe e Rosaria, e dagli accertamenti questa stessa autovettura era stata acquistata proprio presso l'autocentro Tor Vergata di Vitale Giorgio e Porro Lorenzo. Fra l'altro era stata acquistata il 4 ottobre, che è la stessa data in cui Casamonica Rosaria aveva teoricamente ceduto la macchina all'autocentro, la Golf all'autocentro Tor Vergata, e fra l'altro quest'Audi era stata acquistata per il valore di 12.500 euro. Anche qui la stessa somma. Cioè nella stessa data cede l'autovettura all'autocentro Tor Vergata ed acquista un'altra autovettura tramite il figlio, però non lei, ma il figlio, sempre dallo stesso autocentro. Esattamente, per la stessa somma fra l'altro, quindi la stessa cifra indicata appunto per la Golf. Quindi tornando alla conversazione, quindi Vitale Giorgio e Casamonica Cinzia fanno riferimento al fatto appunto che il Consiglio è rimasto senza auto, e Vitale Giorgio insomma gli dice di non avere fretta e di aspettare un attimo perché magari c'è la possibilità che qualcuna di queste macchine venga dissequestrata, e testualmente dice a un certo punto:
magari ti ridanno la tua, parlando appunto, riferendosi appunto a Casamonica Consiglio, perché dice ti ridanno la tua, gli ho detto, quindi riferito appunto a Casamonica Consiglio, o ci ridanno la golf, quindi diciamo per la golf usa il plurale. Mentre per quella la tua, per quella ci ridanno a noi tutti la golf. Okay. Esattamente. E poi c'è un'altra conversazione, sempre del 15 aprile, il RIT è il 409, il progressivo è il 409, il RIT è il 2442/19, la conversazione è delle 17:38 del 15 aprile, ed è Casamonica Cinzia a chiamare Vitale Giorgio. E nella circostanza, insomma, cercano, ecco, di trovare, diciamo, no, chiedo scusa, questa è sempre un'altra conversazione dove appunto commentano. Stiamo parlando, scusi, di quella del prima, però. Sì, questa è quella del 15, allora. 409 del 15 aprile. Questa è del 15 aprile, poi c'è un'altra conversazione invece. Tra Cinzia Casamonica e Giorgio Vitale, giusto? Sì, esattamente. Poi? Ah no, ecco, in questa conversazione che stavo dicendo del 15 aprile, Vitale Giorgio si mostra anche disponibile a insomma, dare un lavoro eventualmente a Casamonica Cinzia, in modo tale che potesse giustificare, diciamo, a dare un lavoro effettivo o cioè da quello che si capisce il tenore della conversazione? Insomma, dalla conversazione non è del tutto chiaro, insomma. Però ne parla dicendo: voi insomma mi stanno prendendo di mira, avete bisogno insomma di giustificare un qualcosa e quindi io ti posso assumere in modo tale che tu possa giustificare dei redditi. Scusi, ce n'è altra, sempre del 16 aprile? Sì, poi ce n'è un'altra conversazione, quella appunto a cui volevo fare riferimento prima, del 16 aprile, in cui allora, il progressivo è il 676, il RIT è il 2442/19, la conversazione delle 16:38 del 16 aprile, è Casamonica Cinzia a chiamare Vitale Giorgio. Casamonica Cinzia, scusi, utilizza in questo caso perché non abbiamo detto. Allora, Casamonica Cinzia utilizza l'utenza 347 85 76 419, che è intestata a una terza persona, un tale Zubik Taras. Ma è in uso a Cinzia Casamonica, che sia certamente in uso a Cinzia Casamonica, voi l'avete ricavato da? Allora. Beh, dal tenore delle conversazioni sicuramente. E quindi in questa telefonata l'avete considerato rilevante per quale motivo? Perché parlano sempre appunto del dissequestro della golf e insomma cercano di trovare una soluzione, una versione da dare per giustificare appunto un'eventuale istanza di dissequestro. Quindi Vitale Giorgio è intenzionato a dire appunto che la macchina è sua e che gliel'aveva prestata perché aveva una macchina in riparazione. Cioè è un suggerimento che Vitale Giorgio dà a Casamonica Cinzia su come giustificare il fatto che la macchina era nella disponibilità non sua, esatto, sta ipotizzando una possibile motivazione da inserire in un'istanza di sequestro che avrebbe comunque dovuto fare lui perché la macchina era formalmente. E quindi la giustificazione era che lui l'aveva prestata questa macchina. Esattamente. E che stava per riprendersela. A un certo punto dice, chiami Gentando l'avvocato e dici: no, io la macchina era mia, l'ho prestata perché stavo aggiustando a lui una macchina, poi che ne so, io ne stavo a venire a riprendere. Quindi cerca di motivarla in questo senso. Ultima cosa che le volevo chiedere è se avete mai eseguito servizi di osservazione in direzione di questa
Autocentro Tor Vergata. Sì, sempre per documentare al meglio la situazione, sono stati eseguiti dei servizi di OCP, anche in questo caso documentati con annotazioni di PG, al cui interno ci sono sia delle fotografie che gli esiti degli accertamenti. Queste annotazioni sono allegate sempre alla nota di cui vi ho parlato prima, quindi è la nota 176/11-200-6 del 18 aprile 2019. Presidente, io ne chiedo il consenso all'acquisizione, così evitiamo di fargli ripetere punto punto quello che... Non so, se c'è questo consenso. No, Avvocato, per abbreviare i tempi, perché altrimenti il colonnello ci riferirà per filo e per segno quello che emerge dai servizi di OCP. Come dice? L'accordo su questo... Avvocato, Scusi. l'accordo su queste cose si dà subito, si dà per semplificare, se non si vuole dare lo facciamo se non si sentire vuole il dare testo. continuiamo, io non ho problemi. Abbiamo la possibilità di interrompere il flusso? No, certo, no, nel senso se dobbiamo sentirlo lo sentiamo sul punto. Io adesso non è che voglio dire... Avvocato, ma come le deve? Adesso lei fa la sua solita No, finita, mi state logorando, non mi come fa li deve parlare produrre i mai. documenti? Vabbè, All'inizio guarda. tutti quanti fuori da qualunque capo, è ovvio che non avrebbe senso, no? Sarebbe irricevibile una produzione colossale di tutti gli... No, cioè, mi sembra ovvio qual è la ragione, anche per dare modo a tutti, anche a voi, di seguire meglio quello che sta dicendo pure allegato numero, informativa delle, è proprio fatto per dare modo a tutte le parti di seguire, se no sarebbe qualcosa di incomprensibile. Comunque le modalità di produzione sono scelte dalla parte, tant'è vero che non c'è neanche un termine, proprio perché insomma si lascia, ovvio che più la parte è puntuale, precisa, più mette il giudicante nella condizione di capire, altrimenti qual è l'obiettivo? È fare capire o non fare capire? Non ho capito io qual è il problema, perché No, io sono stato assente alle puntate precedenti. Guardi, non c'è nessun problema, nel senso che adesso in realtà il difensore che è più interessato alla posizione di Casamonica Rosaria sta guardando appunto. Se è gli così, atti. abbreviamo, Vediamo se altrimenti... lui acconsente, penso che anche gli altri non avranno problemi, visto che non sono neanche interessati alla posizione, quindi no. Ma tanto sono servizi OCP che non riguardano, Sì. già stati arrestati, quindi non è che... No, nel senso che se non riguarda neanche la posizione degli altri. Vediamo che dice l'avvocato che è il difensore di Casamonica Rosaria. C'è l'accordo ad acquisire questa. Sì, quindi c'è l'accordo. Quindi semplifichiamo. Allora, per il verbale, Presidente, io esibita a titoli, basta. Allora, se già esibita, proprio ministero, prego. io chiedo l'acquisizione delle Sull'accordo delle annotazioni parti, delle annotazioni di polizia giudiziaria del 21 gennaio 2019, 25 gennaio 2019, 16 febbraio 2019 e basta. Va bene. E io ho terminato anche argomento, mi dica lei, E Presidente. quindi no, adesso ci interrompiamo, allora sono le 5:30, allora quindi viene acquisito, gli atti quindi vengono acquisiti sull'accordo delle parti. Sono annotazioni di servizio sì, inerenti ad attività di OCP, delle date glielo devo ripetere? 21 gennaio, comunque li ripeto velocemente, 21-25 gennaio, 16 febbraio 2019. Allora andiamo, ci rivediamo. Sì, prego. Mi hanno riferito che il colonnello ha parlato della scorta di Barcaccia. Io so una cosa No, non ho parlato il colonnello. che è venuto a Barcaccia con la Il collega No. Musarò ha preannunciato, Ha fatto un ha avviso fatto di un deposito. avviso di deposito del fascicolo del pubblico ministero di una serie di atti, tra cui alcuni che riguardano il fatto che il signor Barcaccia è venuto alla scorsa udienza con due dipendenti di questa agenzia di security, tutto qua, ma il colonnello non ha ancora riferito, dovrà riferire nelle prossime volevo udienze. dire una cosa che io so e che voi non sapete, perché Barcaccia... Sentiamo come testimone, avvocato. No, finisco. Sì, Vabbè, senso- non lo dico più. No, perché tanto Me lo segno e poi ve lo racconto. se lo provi, se Anzi, c'è un documento lo produco, che lei o un lo elemento. scrivo e lo produco. così Nel senso se lei lo può non provare, daremo con perché quello è il veicolo pubblico ordinario. ministero.
Volevo dire, scusate, allora ci rivediamo per la prosecuzione, sempre l'esame del colonnello Flocker, all'udienza, scusate, del 25 giugno 2020, ore 9, all'aula bunker di Re Bibbia. Quindi il test viene diffidato a ricomparire senza altro avviso. Dispone il ripristino? Sì, no, prima di chiudere però, prima di chiudere due cose. Uno, c'era Casamonica Antonietta che voleva fare all'inizio dell'udienza una dichiarazione. No, ha rinunciato a farla in quel momento. Era Casamonica Antonietta, mi ricordo bene? Sì, signor Presidente. Sì, vuole fare questa dichiarazione? No, signor Presidente. No, ok, non lo vuole fare. E poi, altra cosa, dunque, allora, no, disponiamo il ripristino del videocollegamento, così come per l'udienza di oggi. Forse c'era qualcosa che mi sfugge? Ah sì, ecco, l'altra cosa, grazie Avvocato, era, siccome c'era stata la richiesta di integrazione probatoria del pubblico ministero, su questo vi volete pronunciare ora? All'inizio della prossima udienza, allora, così poi possiamo, entro almeno l'udienza, diciamo, va bene, d'accordo. Quindi c'è riserva della difesa di interloquire sulle richieste di integrazione probatoria del pubblico ministero alla prossima udienza, va bene? Signor Presidente, sì. Vi chiedo scusa, sì. Da Vibo Valencia, sì. L'imputato Spada Domenico vuole fare delle dichiarazioni. Va bene, velocemente, prego. Buonasera Presidente, sono Spada Domenico, sto ancora aspettando l'esito dell'istanza in cui chiedevo di poter conferire con i miei genitori, ma ad oggi, nonostante siano passate diverse settimane, non ho avuto ancora risposta. La prego se mi può dare una risposta, in quanto sono molto preoccupato anche per i miei genitori, la ringrazio. Va bene, d'accordo, comunque l'istanza è stata già decisa ed è stata rigettata e le sarà stata sicuramente comunicata. Adesso verifico con l'istituto carcerario se c'è qualche istanza che non è stata. Non ho avuto ancora nessuna risposta, signora Presidente, se no non facevo lei intervento. intende risposta positiva? Nel senso, la sua istanza la è stata... risposta cartacea di rigetto. Guardi, allora facciamo verificare perché noi le abbiamo evase tutte tempestivamente, adesso farò controllare, d'accordo? Spada Domenico, per Spada Domenico, sì. D'accordo. Allora ci vediamo giovedì, l'udienza è tolta.